Buongiorno, buongiorno e bentrovati a una nuova puntata di Sveglia Trieste, una puntata con le vostre mail e le vostre telefonate, il dialogo con gli ospiti e la rassegna stampa che inizieremo fra poco. Vedremo anche dei nostri servizi dal telegiornale di ieri sera, faremo il punto sul meteo fra un attimo. Gli ospiti sono dalle 8 alle 9 Ugo Rossi, Insieme Liberi, consigliere comunale, e poi invece ci sarà Igor Gabrovez, sindaco di Duino Urisina, dalle 9 alle 10. Iniziamo dunque a parlare della situazione meteo. Arriva il caldo, il promontorio anticiclonico di origine nordafricana garantirà nei prossimi giorni tempo stabile e caldo in progressivo aumento, quindi ci aspettiamo le temperature in salita da qui in avanti. Oggi mercoledì 11 giugno su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio soffieranno venti di brezza, poi verso la tarda serata potrà soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Temperature minime fino ai 22 gradi, le massime fino ai 30. Il tempo per domani, giovedì 12 giugno, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. In Carnia verso il Cadore nel pomeriggio non è escluso qualche rovescio sparso. Sulla costa e sulle zone orientali nella notte e fino al mattino soffierà bora moderata con raffiche anche sostenute a Trieste, che poi virerà di brezza. Caldo che si farà più afoso su pianura e costa, e le temperature minime cominciano ad alzarsi fino ai 23 gradi, le massime fino ai 32. Venerdì 13 giugno, cielo in genere poco nuvoloso a causa del passaggio di nubi medio-alte, sulla Carnia nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale, caldo afoso su pianura e costa. Ancora le minime si alzano fino ai 24 gradi, le massime fino a 32. Vediamo la tendenza anche per sabato, dove le massime rimangono più o meno stabili e la minima ad alzarsi fino a 25 gradi sulla costa. In generale un cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci, anche dei temporali sparsi. Ancora caldo afoso su pianura e costa. Questa è la situazione da qui in avanti per tutto il resto della settimana fino appunto a sabato, settimana di sole, di caldo, ma anche di affa, quindi ovviamente il consiglio di proteggersi bene se si va al mare con le creme solari, bere molta acqua e tutto quello che sappiamo, insomma, per non soffrire colpi di calore. Andiamo subito sulla prima pagina del quotidiano Il Piccolo, che di fatto apre con il porto, inizia l'era Gurrieri. Il ministro Salvini ha firmato il decreto della nomina a commissario, grato per la fiducia, questo è il commento, quindi piena operatività dell'autority che controlla gli scali di Trieste e Monfalcone. Poi vedremo anche un nostro servizio su questo. Ora è ufficiale, Antonio Gurrieri è il nuovo commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale. Il vice premier e ministro alle infrastrutture e ai trasporti Matteo Salvini ha firmato quindi il decreto che dispone la nomina del presidente in pectore dell'autority, arrivata dopo l'intesa già espressa dal governatore Massimiliano Fedriga e le audizioni svolte davanti alle commissioni parlamentari. Grato per la fiducia, come detto, ha commentato Gurrieri, se ne parla a pagina 6 del quotidiano. Prima delle altre notizie tristine andiamo però a vedere anche l'ampio spazio che giustamente viene dato a quello che è successo in Austria a Graz, una vera e propria strage, una tragedia. Fa fuoco nella sua ex scuola, 11 i morti in Austria. L'assassino accusato appunto di questa strage si sentiva bullizzato, è stato proclamato il lutto nazionale appunto in Austria, una nazione di fatto sotto shock, e arriva anche la fake news sugli islamisti che sta capitando all'Austria. L'Austria dove la legge e l'ordine regnavano sovrani senza quasi che ci fosse bisogno di forza dell'ordine. La strage avvenuta ieri mattina ha cancellato d'un tratto l'idea che avevamo di questo paese e che ne avevano gli stessi austriaci. Per questo, quando nella tarda mattinata di ieri la notizia della tragedia si è diffusa prima attraverso i social e subito dopo da TV pubblica, che ne ha riferito senza interruzione fino a metà pomeriggio, lo shock è stato enorme, ma prima d'ora si erano contate tante vittime in un singolo attentato, mai poi in una scuola, quindi mai così tante vittime in un attentato e in una scuola, quindi se ne parla a pagina 11 del quotidiano, poi andremo a dare un'occhiata sicuramente. Focus su Piazza della Libertà, fra migranti e bivacchi si chiedono più controlli, i panni dei migranti sono tornati a penzolare nella prima estate di Lilia Fredella alla guida della questura, se ne parla a pagina 28 del Piccolo.
Ancora il sondaggio del gruppo NEM sulla cabinovia, 8 giovani su 10 sono contrari e dicono è per i turisti, solo il 18% degli under 30 sostiene che la cabinovia che dovrebbe unire il centro di Trieste al Carso sarà positiva per la città, se ne parla a pagina 32 del giornale, poi andremo a vedere, come vedremo anche la situazione di Tesser. Aspetto una chiamata, questo il commento del tecnico premiato ieri al comune di Triestina, che ha ancora le prese con il nodo allenatore, se ne parla a pagina 2 del giornale. Poi però anche noi abbiamo realizzato un servizio ieri, presenti appunto alla cerimonia, magari più tardi ve lo faremo vedere. I dipinti di Massimiliano ritornano a Miramare dopo il restauro, l'articolo a pagina 33. Posizioni diverse fra Lega e Forza Italia, siamo sulla politica nazionale, taglio delle tasse, terzo mandato, nel centrodestra è ancora scontro nel governo sulle tasse. Meloni ribadisce l'intenzione di concentrare gli sforzi sul taglio dell'IRPEF, idea che piace a Tajani. Salvini insiste su pace fiscale e rottamazione delle cartelle, non solo una priorità ma una emergenza, dice, ma non è l'unico fronte aperto. Forza Italia alza le barricate sull'ipotesi di un terzo mandato dei governatori. Siamo pronti ad ascoltare tutti, ma siamo contrari. Questi commenti che poi si leggono a pagina 4 e a pagina 5 del quotidiano locale Il Piccolo. Andiamo a vedere anche la situazione nazionale sul Corriere della Sera, tensioni dopo il referendum, la situazione appunto che continua a tenere il banco dopo il mancato quorum del referendum. Forza Italia nuovi criteri, l'idea di alzare 1 milione le firme necessarie, terzo mandato, maggioranza spaccata, vedete se ne parla anche sul quotidiano nazionale, dal fisco al fine vita, Meloni tasse giù al ceto medio in modo equo, e il ministro Giorgetti commenta c'è tempo, ancora non si spegne la polemica fra i partiti dopo il referendum. Forza Italia presenta un disegno di legge per alzare a 1 milione le firme necessarie, Giorgia Meloni propone di abbassare le imposte al ceto medio, vogliamo lavorare per rendere il sistema più equo, continua Giorgia Meloni, e più incentivante per chi produce reddito e contribuisce allo sviluppo della nazione. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti però c'è tempo. Ancora commenti poi sul referendum, il 30% del voto è una sconfitta, Partito Democratico sì al dibattito. Sulla cittadinanza tra i 5 Stelle ad esempio ha vinto il no, Schlein pensa a un congresso anti-riformisti, e poi ancora i commenti, abbassare il quorum è possibile. Questa insomma la situazione, ancora a tener banco dopo il mancato raggiungimento del quorum sul referendum con i 5 quesiti tra lavoro e cittadinanza. Ancora Grazie, il 21enne suicida, si era sentito bullizzato, un biglietto d'addio ha lasciato. Strage a scuola, orrori in Austria, ex studente spara, 10 le vittime. Poi abbiamo visto che in realtà a quanto pare sono 11. È entrato nella sua ex scuola Grazie in Austria con una pistola e un fucile da caccia, e prima di togliersi la vita rinchiuso in bagno ha aperto il fuoco sugli scolari, studenti e professori, lasciando dietro di sé 10 morti, l'11° quindi è lui. In casa del 21enne che si diceva vittima di bullismo, la polizia ha trovato un biglietto di addio. Questi i dettagli sulla tragedia che ha sconvolto Graz e tutta l'Austria, ma non solo. È stato proclamato quindi lutto nazionale, come dicevamo poco fa. Allora, vediamo subito, prima di addentrarci all'interno del giornale, il servizio di Massimiliano Fedriga che commenta di fatto il risultato del referendum, il servizio che è andato in onda nel nostro notiziario ieri, e Fedriga che ha parlato appunto del perché di questo risultato. Sentiamo le sue parole. Mi sembra che la sinistra abbia cercato di politicizzare in modo molto forte questo referendum, come fare un voto contro il governo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che la maggioranza ne esca rafforzata, però io rispetto del voto dei cittadini, stiamo parlando di un referendum, non stiamo parlando di un voto politico. Non affonda il coltello nella piaga il presidente della regione Massimiliano Fedriga il giorno dopo il risultato per certi versi prevedibile dei 5 referendum, per nessuno dei quali è stato raggiunto il quorum. Sottolineata la tendenza di trasformare ogni consultazione elettorale o referendaria
In una sorta di sondaggio sul governo in carica, il governatore tuttavia non risparmia una frecciatina all'opposizione di centrosinistra, uscita sconfitta dalla scarsa affluenza alle urne. Mi secca sempre entrare in casa altrui, però mi sembra che in realtà la sinistra stia insieme contro qualcosa o qualcuno, non sta insieme per un progetto di paese condiviso, e lo si vede anche da posizioni totalmente eterogenee che hanno al loro interno, e questo i cittadini ovviamente lo percepiscono, perché uno non deve soltanto vincere per far perdere l'altro, ma deve governare, e su questo penso che si veda che la sinistra ancora ha questa criticità. Federica non ha difficoltà ad ammettere la crisi del sistema referendario, usurato nel nostro paese da troppe consultazioni a volte astruse e certamente non riconducibili ad un quesito, come dire, essenziale. Detto poi che nel nostro paese non è previsto il referendum propositivo. Un referendum propositivo che possa approvare magari delle norme di grande interesse, sempre all'interno di questo quadro di grande interesse generale, possiamo valutarlo. Il Presidente della Regione non si sottrae ad una riflessione più ampia per quel che riguarda la scarsissima affluenza alle urne, precipitata fra domenica e lunedì, ma che da tempo rappresenta una tendenza preoccupante. Secondo Fedriga, semplicemente nel nostro Paese si vota troppe volte. Cercherei di accorpare le votazioni. Noi abbiamo elezioni in primavera, in autunno, l'anno dopo è in primavera e in autunno, non è possibile. Noi abbiamo iniziato in Friuli-Venezia Giulia a fare una riflessione, è chiaro che dovrebbe esserci un coordinamento anche a livello nazionale per accorpare le tornate elettorali. Torniamo sul giornale, parliamo di università, atenei e lavoro sopra la media. A Trieste e Udine tasso di occupati fra i laureati superiore a quello nazionale. Tra i due atenei della regione una sfida all'ultimo decimale, quella che emerge dai dati del rapporto Alma Laurea 2025 con Università di Trieste, che si aggiudica il primato regionale per l'occupazione dei laureati magistrali, e quella di Udine che risponde a tono, mantenendo tassi di occupazione superiori alla media nazionale su tutti i fronti. I numeri parlano di scarti minimi. A un anno dalla laurea magistrale l'Università di Trieste raggiunge l'87% di occupati contro l'86,7% di quella di Udine, quindi insomma uno scarto minimo, mentre sul fronte delle retribuzioni i laureati magistrali giuliani incassano 1.607 euro netti mensili contro i 1.602 di quelli friulani, anche qui 5 euro di differenza. Il duello fra i due atenei del Friuli Venezia Giulia rivela due modelli vincenti ma con caratteristiche diverse. L'Università Giuliana si conferma una calamita per gli studenti extraregionali, il 41,5% dei suoi laureati proviene da fuori regione contro il 25,3% di Udine, un dato che certifica la capacità di attrazione anche internazionale dell'Università di Trieste. Riguarda gli studenti con cittadinanza estera, che sono il 4,8% rispetto al 3,4% dell'Ateneo friulano. Sul fronte della soddisfazione studentesca però Udine si prende una piccola rivincita, quasi il 90% dei suoi laureati si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria contro l'89,6% contro l'88,7% di Trieste. Anche i rapporti con i docenti premiano l'Ateneo friulano, che si avvantaggia inoltre pure sul versante delle infrastrutture didattiche, con oltre l'87% di giudizi positivi contro l'oltre 84% dell'Ateneo giuliano. Se sul tasso di occupazione dei laureati magistrali la spunta seppur di poco Trieste, sulle lauree triennali accade lo stesso ma con differenze minime. I laureati triestini che scelgono il mondo del lavoro registrano un tasso di occupazione all'84,8% a un anno dal titolo, appena 3 decimali sopra l'84,5% di Udine. Entrambi gli atenei comunque staccano nettamente la media nazionale, bene anche sulle retribuzioni, come abbiamo detto prima. È nella prospettiva temporale che si apprezza il valore aggiunto dell'investimento in un titolo di laurea in una delle due università regionali. A 5 anni dalla laurea magistrale entrambi gli atenei consolidano il loro vantaggio competitivo, quindi insomma ottimi dati per quanto riguarda gli atenei di Trieste e di Udine, che sono sopra la media nazionale in positivo per tanti fattori. Andiamo a vedere la notizia che c'era in apertura sul porto, perché Gurrieri è commissario, il ministro dei trasporti, come abbiamo letto prima, Salvini ha firmato il decreto, la nomina ridà così piena operatività
all'Authority. Prepariamo anche il nostro servizio che già vedo disponibile, perché appunto ieri l'abbiamo mandato in onda sul nostro telegiornale. Tra i altri dati, la scelta del nome, la lettera dell'intesa con la Regione, le audizioni e l'improvvisa frenata sono state alcune delle tappe prima di arrivare alla firma, e poi la strategia, la svolta e il passo di Torbianelli. Bene, allora vediamo il servizio di, credo, Marco Stabile. La nomina che risolve l'impasse. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha firmato la nomina del nuovo commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, che comprende i porti di Trieste e Monfalcone, designando Antonio Rosario Gurrieri, già segretario generale facente funzioni dell'autorità. La sua nomina, spiega una nota del MIT, è stata formalizzata in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente, con decorrenza da oggi, 10 giugno. Il Ministero esprime gratitudine al commissario uscente Vittorio Torbianelli per il lavoro svolto e augura buon lavoro al dottor Gurrieri, che avrà il compito di garantire la continuità e lo sviluppo delle autorità portuali in una fase cruciale per la competitività del sistema logistico nazionale. La nomina fa seguito all'intesa già espressa dal presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e alle audizioni svolte davanti alle commissioni parlamentari di Camera e Senato. In attesa del perfezionamento dell'iter formale per la designazione del presidente, Gurrieri assicurerà la piena operatività dell'ente. Sono grato al Ministro per la fiducia che mi è stata accordata, ha dichiarato Gurrieri, e assicuro il massimo impegno nella continuità dell'azione amministrativa. Gurrieri vanta una lunga esperienza nel sistema portuale e logistico, avendo già ricoperto ruoli di primario piano all'interno dell'autorità, tra cui quello di segretario generale e amministratore delegato della società intermodale Alpe Adria SPA. Parliamo anche di sanità in regione, la rete oncologica in realtà cambiano i percorsi di cura, costituiti 4 gruppi di lavoro, saranno composti da 72 specialisti, avviati anche i corsi di formazione. La rete oncologica regionale prende forma, i 4 gruppi di lavoro sono stati costituiti e 72 specialisti indicati dalle aziende che si occupano di tumori del pancreas, dell'esofago, cerebrali e dei sarcomi hanno iniziato il percorso di alta formazione promosso dal coordinatore responsabile scientifico del piano, Giampiero Fasola. Ieri a Udine, nell'auditorium della Regione, hanno preso il via i corsi organizzati dall'azienda regionale di coordinamento per la salute. Nella progettazione sono coinvolte SDA Bocconi e Scuola e Silenzio. Questa è la foto appunto dell'incontro. Il dirigente così commenta: esami garantiti nelle sedi più vicine al paziente. Qui la didascalia preparata dal giornale sul piano oncologico regionale, con i percorsi di assistenza costituiti 4 gruppi di lavoro, componenti di ogni gruppo 18 specialisti di tumori del pancreas, esofago, cerebrali e dei sarcomi. Ci sono i formatori, 4 le fasi del progetto, la tempistica di 18 mesi, e qui ci sono segnate le tappe: progettazione entro il 30 giugno 2026, implementazione delle azioni nelle aziende entro il 31 dicembre 2026, monitoraggio nel 2027. Questa è la situazione per quanto riguarda la sanità regionale con i nuovi corsi di formazione. Andiamo a vedere anche la notizia che abbiamo letto sempre in apertura del quotidiano: strage in una scuola, 11 morti a sparare un ex alunno 21enne bullizzato che poi si è suicidato. L'omicida si è tolto la vita in un bagno, prima ha esploso 40 colpi contro ragazzi, docenti e personale dell'istituto. Le vittime sono quasi tutte studenti tra i 14 e i 18 anni e un insegnante, dichiarati 3 giorni di lutto nazionale, una vera e propria tragedia, una follia omicida che si è scatenata nella mattina quando quella persona è entrata nella scuola a colpi di fucile. Sotto quegli spari sono morte 10 persone, quasi tutti studenti. Poi il corpo del killer è stato trovato in un bagno dell'istituto, si è tolto la vita con una delle armi che aveva puntato contro i ragazzi, gli insegnanti e il personale scolastico. Si ripete così un drammatico copione: le armi, la violenza cieca, il disagio che la nutre. Si apprende infatti presto che l'autore della strage è un 21enne che aveva frequentato
frequentato la scuola di Graz dove è tornato a mietere morte. Non aveva mai concluso il ciclo di studi e quegli anni deve averli vissuti come un calvario, se è vero, come indicano le prime ricostruzioni, che era stato uno studente bullizzato in quella stessa aula dove è tornato nel tentativo di porre fine alla sua angoscia. Polizia pesantemente armata, un elicottero e paramedici si sono precipitati nella scuola a Graz quando è stato dato l'allarme poco dopo l'inizio delle lezioni per trovare sul posto subito 9 corpi senza vita, tante ragazze e ragazzi, tutti tra i 14 e i 18 anni, ma anche un insegnante che si trovava fuori dall'edificio. Grave fin da subito anche il bilancio dei feriti, 28 secondo le prime ricostruzioni, poi ridimensionate a 12, di cui 2 gravi. Qualche ora dopo l'annuncio che un'altra persona, forse una donna, non ce l'ha fatta ed è morta per le ferite riportate, con la triste lista dei morti arrivata a 10, senza contare l'assalitore suicida. Questa è la situazione a Graz, le persone a portare fiori e candele ad attaccare alla rete che delimita la scuola. I motivi del gesto in una lettera: fiori e lumini fuori dalla scuola di Graz, dove in mattinata un ex studente di 21 anni ha aperto il fuoco e appunto in casa del giovane sarebbe stata trovata una lettera di addio. L'Austria è sotto shock, arrivano anche le fake news sulla matrice islamica. Il paese si era preparato a fronteggiare una minaccia proveniente dall'esterno. A contribuire all'orrore è stata invece la facilità con cui si ottengono le armi, mentre nella foto vediamo ancora persone che accendono lumini e posizionano fiori fuori dalla scuola. Nella città 10 anni fa ci fu un altro attentato in cui furono uccise 3 persone. Le pistole e i fucili detenuti legalmente sono 1,5 milioni. Di fatto c'è stato un raddoppio in 10 anni. Vado a cercare un attimo un servizio da proporvi per la puntata che riguarda sempre il referendum. Prima abbiamo sentito Massimiliano Fedriga, adesso invece sentiamo i commenti dell'altra parte politica, per così dire, Partito Democratico e CGIL, promotore proprio di questo referendum sui 5 quesiti. Sentiamo cosa hanno detto. In Friuli Venezia Giulia il dato dell'affluenza al referendum si è fermato al 27,58%, al di sotto anche del 30% della media nazionale. Il quorum dunque è rimasto un vero e proprio miraggio. In 4 quesiti su 5 il sì ha comunque prevalso con oltre l'82% delle preferenze, licenziamenti illegittimi, tutela delle piccole imprese, contratti a tempo determinato e sicurezza sul lavoro. Si è fermato invece al 60% dei voti positivi il quesito che interrogava sulla riduzione da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana. 14 milioni di italiani al voto sono comunque un numero molto significativo. Naturalmente per raggiungere il quorum serviva molto di più. Non è la prima volta nell'arco degli ultimi 30 anni che non si raggiunge il quorum. Ricordo che è stato raggiunto una volta sola dal 1995 in occasione di un referendum sul nucleare. In ogni caso abbiamo posto al centro i temi sociali del lavoro, della cittadinanza. Penso che sia importante che il Parlamento parli di questi temi che sono centrali: la precarietà, la sicurezza, il subappalto, insomma sono temi fondamentali per l'Italia di oggi. E poi c'è il tema della cittadinanza, su cui andrà fatta una riflessione aggiuntiva, perché i dati sono emblematici, sono anche diversi rispetto ai quesiti sul lavoro. Il referendum non è andato bene perché non abbiamo raggiunto il quorum del 50% più 1. E il nostro obiettivo era quello di cancellare delle leggi sbagliate che portano a una forte precarizzazione del mondo del lavoro, ai temi di salute e sicurezza e alla questione della dignità del lavoro. Però partiamo insomma da un dato e da una forte sensibilità delle cittadine e cittadini del nostro Paese su questi temi, ed è chiaro che per questi temi per noi sono ancora degli obiettivi che perseguiremo utilizzando tutti gli strumenti, quello della contrattazione, quello della rappresentanza sociale sui territori.
Avete sentito le parole di Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, e di Michele Piga, segretario regionale della CGIL. Parliamo anche di turismo, presenze turistiche in crescita. Tra gennaio e aprile un balzo del 10%. Un'indagine Isnart su un campione di 700 ospiti premia il sistema alberghiero e la proposta culturale. Chi trascorre le proprie vacanze in regione promuove il Friuli Venezia Giulia come meta turistica. I voti, proposta enogastronomica da 9, accoglienza delle strutture e cortesia del personale da 8, 9, offerta culturale, 9 anche l'offerta culturale, sotto appena quindi il massimo dei voti. E i giudizi lusinghieri sono in qualche maniera confermati anche dai dati del primo quadrimestre dell'anno, con il numero di turisti cresciuto del 10%. Oltre il 43% degli intervistati ha detto di aver scelto il Friuli Venezia Giulia proprio per visitare il suo patrimonio artistico. Detto questo, parliamo anche di Gorizia con il nostro servizio, il penultimo che abbiamo in scaletta del notiziario che abbiamo visto anche ieri sera, che parla proprio anche di Go 2025 e degli eventi che trainano il turismo, più 20% nei primi 4 mesi. Allora sentiamo e vediamo i dati per quanto riguarda Gorizia. Oltre 28.000 visitatori in Castello da gennaio a maggio, visite guidate e passeggiate regolarmente sold out, numeri in costante crescita di biglietti staccati per mostre e musei cittadini. A Gorizia gli eventi marchiati Go 2025 trainano lo sviluppo del turismo. Nei primi 4 mesi dell'anno l'incremento delle presenze in città è stato del 19,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati sono stati presentati in municipio alla presenza dell'assessore regionale al turismo Sergio Emidiobini, che ha ricordato come già nel 2024 Gorizia e il territorio circostante, Monfalcone e il Collio, hanno raggiunto il 500.000 di presenze, più 6,8% rispetto all'anno prima, più 31,6% in 5 anni. Molto soddisfatto il sindaco Rodolfo Ziberna, che ha parlato di una vera rivoluzione. Dati per quanto riguarda il comune di Gorizia eccezionali nei primi mesi di quest'anno, e sappiamo che gennaio, febbraio, i primi di marzo non sono dei mesi tradizionalmente vocati al turismo. Abbiamo raddoppiato le presenze in Castello, perciò il simbolo del nostro turismo. Abbiamo sentito i dati anche di Confcommercio per quanto riguarda l'ospitalità alberghiera, che è quadruplicata nel corso dell'ultimo anno e mezzo, da meno di 300 posti letto a oltre 1000 posti letto, oltre circa 1100 posti letto. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Coronini, che è riuscita entro i primi mesi di quest'anno a raddoppiare i dati dell'edizione precedente. Abbiamo sentito anche i dati della Fondazione Cassa di Risparmio, con le tante opportunità. Ecco, davvero poi ci sono anche tanti altri soggetti che concorrono insieme a noi, ma Gorizia è letteralmente esplosa, i cittadini se ne rendono conto, e una cosa che mi ha fatto davvero piacere, testimonianza di Confcommercio, che dice coloro che vengono a mangiare da noi e a dormire da noi sono tutti felici di quello che vedono nella città di Gorizia. Parliamo di un'altra eccellenza del territorio con il prossimo servizio enogastronomia. Federica premia 6 eccellenze del Friuli Venezia Giulia, poi andremo in pubblicità e al rientro faremo la rassegna stampa delle notizie più squisitamente triestine. Vi lascio al servizio intanto. Ristoranti, vini, food sono le categorie che stamani sono state premiate in Regione nel corso di un appuntamento cui ha preso parte anche il presidente Massimiliano Fedriga. 6 realtà regionali, la cui eccellenza, assieme ad altre 6, è stata riconosciuta dalla guida Best Gourmet 2025 Alpe Adria. Nel corso dell'informale cerimonia Fedriga ha sottolineato come la valorizzazione della gastronomia sia parte integrante dell'azione di promozione della Regione. Best Gourmet guarda dunque al Friuli Venezia Giulia con estrema attenzione, segno che è cresciuta l'offerta enogastronomica della regione e, se vogliamo, di un'area più vasta, ma conseguentemente anche la qualità di tale offerta. La strada intrapresa in questo senso, ha ricordato ancora Federica, è molto lunga, anche se è vero che dappertutto nel nostro paese il territorio del Friuli Venezia Giulia è ormai additato quale una realtà di eccellenza. Abbiamo preso in mano una situazione che oggettivamente era non organizzata. Abbiamo trovato una promozione della regione che era a pezzi, che non era coordinata, che non riusciva a raccontare il nostro territorio,
Penso che l'abbiamo cambiata in modo professionale, serio, i risultati stanno arrivando, ma la strada da fare è ancora molto lunga. Rieccoci in diretta a Sveglia Trieste, torniamo sul giornale, parliamo di Piazza della Libertà, parliamo di migranti tra arrivi e bivacchi e le parole del questore Lilia Fredella. Estate di controlli, ora numeri più gestibili grazie ai presidi e ai confini. Qualche decina di profughi si trova ancora in Porto Vecchio. La premessa è che il flusso è imprevedibile, dice il questore, le persone arrivano e continueranno ad arrivare, ma oggi la situazione non è quella di 2 stati fa, complici una serie di fattori che ci consentono di gestire il fenomeno in canali definiti. Poi alla domanda se i controlli dell'area Schengen hanno sortito effetto, così il questore è uno strumento utile, la polizia di frontiera è presente ai valichi con una quota consistente di aggregati, oltre 70 unità per i controlli, attività che in alcuni casi ha contribuito a diminuire i livelli di ingresso. Tra l'1 gennaio e il 31 maggio abbiamo rintracciato ai confini 706 migranti, effettuato 38 espulsioni e si sono presentati spontaneamente 64 minori stranieri. In media ogni giorno viene arrestato un passeur. Questo può avere l'effetto di dissuadere chi intende far arrivare persone sul territorio. Poi ancora porteremo avanti le nostre attività di controllo ai confini e dei punti sensibili di Porto Vecchio e Piazza Libertà, oltre all'attività dell'ufficio immigrazione. Fino al 6 giugno, dice il questore, abbiamo ricevuto 934 richieste spontanee di protezione internazionale, oltre a quelle di chi è rintracciato dalle forze dell'ordine. Trattiamo tra le 20 e le 30 pratiche al giorno e infatti le abbiamo viste le file di migranti fuori dalla questura. Quanto richiede il completamento della procedura? La parte nostra di competenza in media si conclude entro 6 giorni, poi la pratica è trasmessa alla Commissione per il rifugiato che può impiegare dei mesi. I tempi restano però sotto la media, motivo per cui molti fanno domanda qui arrivando da altre regioni. Poi la situazione dell'ingresso al centro di Camposacro, il migrante ha diritto al posto nel CAS al momento del rintraccio o della presentazione spontanea della richiesta d'asilo e proseguono anche con attività costante i trasferimenti della prefettura di migranti verso altre regioni. Le realtà che si occupano di accoglienza rilevano tempi molto lunghi tra l'arrivo del migrante e la presa a carico, scrive il giornale, così risponde il questore. Le associazioni riferiscono quanto è raccontato da chi assistono. Ricordiamo che non sono numeri ma persone con storie, situazioni e quindi pratiche diverse, in alcuni casi possono risultare più complesse. E poi c'è la zona della stazione alla quale si riferiscono anche le immagini con la pulizia che è stata effettuata ieri mattina appunto per i tanti bivacchi presenti in zona. Piazza della Libertà non è più solo il posto dove si va a dormire, bensì è diventato luogo di aggregazione. Non sono solo i richiedenti asilo, ma anche soggiornanti che sanno che lì possono incontrare i connazionali. Insomma, questa è l'analisi del questore Lilia Fredella, questore di Trieste. Le istituzioni rilevano il calo di transiti ma rilanciano sulla sicurezza. Dalle associazioni invece la denuncia di tempi lunghi per la presa in carico. Così Roberti, assessore regionale a enti locali e sicurezza, ora voglio le pattuglie miste, così la replica di ICS, in molti vengono lasciati per strada. Le immagini di 2 stati fa con centinaia di teli termici stesi in Piazza Libertà sono impossibili da cancellare. Il timore di molti, dalle istituzioni alle associazioni, sebbene con sfumature diverse, è che con l'alzarsi delle temperature e il possibile aumento degli arrivi, quelle scene possono riproporsi anche quest'anno. Il sindaco Roberto Di Piazza, in attesa dell'insediamento del prefetto che succederà a Pietro Signoriello, per attivarci immediatamente e studiare un piano per gestire
gestire il fenomeno nei prossimi mesi. L'attenzione sarà mantenuta alta, ma la sensazione generale è al momento di un miglioramento. L'assessore regionale alla sicurezza Roberti riferisce di poco più di 3.200 arrivi fino a fine maggio nel 2025, a fronte di 3.600 nello stesso periodo del 2024 e il doppio nel 2023. Calo dettato anzitutto dal ripristino dei controlli alle frontiere, afferma l'esponente della giunta Fedriga, rilanciando poi la proposta sostenuta dal governo di controlli misti tra Italia e Slovenia. Quindi questa è la situazione che viene delineata. Per il presidente di ICS Gianfranco Schiavone negli ultimi mesi i tempi di ricezione delle manifestazioni di volontà di chiedere asilo da parte della questura sono peggiorati, con punte d'attesa anche di settimane per accedere agli uffici per alcune nazionalità, fatti documentati da ICS di cui la questura è a conoscenza, così Schiavone. Andiamo a vedere il servizio che riguarda il sindaco, che ha parlato della situazione anche delle risse che ci sono a Trieste, spesso con protagonisti cittadini stranieri ma anche triestini, spesso risse innescate dall'abuso di alcol, come ha sottolineato anche l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste Caterina De Gavardo. Vediamo il servizio. E ripeto, con l'arrivo del nuovo prefetto metterò in moto una serie di controlli molto importanti. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ancora una volta lo rimarca la nostra emittente. In corso di valutazione un piano antiviolenza a Trieste da condividere il prima possibile con il nuovo prefetto. Un giro di vite, una stretta con nuovi controlli e presidi del territorio che potrebbe ricalcare il modello delle zone rosse. Le risse in città ormai avvengono ogni settimana, soprattutto di sera, ma non solo. Molte volte, come ricorda anche l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste, Caterina De Gavardo, c'è un chiaro elemento scatenante. Protagonisti di questi episodi, cittadini stranieri, ma anche triestini. No, ci siamo resi conto che l'alcol sicuramente è un detonatore a tantissime situazioni che poi a causa dell'alto tasso di alcol possono sfociare in situazioni di disagio e degrado costante. Il comune, nella persona del primo cittadino, può ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e antialcol che nel recente passato avevano posto un freno alle violenze. Sì, le ordinanze sindacali che noi abbiamo introdotto per la prima volta nella storia della nostra città il 1° agosto del 2024 ponevano dei limiti anche all'apertura dei locali, ponevano il limite delle 24 come obbligo di chiusura serale in alcune determinate piccole zone della nostra città, ed erano stati uno strumento piuttosto importante che aveva dato sicuramente dei buoni risultati. E si tratta però di uno strumento temporaneo e limitato nel tempo e limitato nell'area. Vanno fatte le giuste valutazioni di quali siano le aree più sensibili su cui poter applicare questo strumento, e chiaramente queste valutazioni vanno fatte a livello globale in seno al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Ecco che quindi non si può escludere un intervento mirato con l'impiego di forze dell'ordine in varie aree della città per intensificare i controlli nelle ore pomeridiane e in quelle serali, da Piazza Perugino e Piazza Venezia fino al Salotto Buono di Trieste, Piazza della Borsa e Piazza Unità. Risse e liti anche con il lancio di tavoli, sedie, bottiglie e l'utilizzo di tirapugni che ormai avvengono in mezzo a turisti e famiglie. I rapinatori armati di cinghia patteggiano 2 anni di reclusione. I 2 ventenni la notte della Barcolana avevano picchiato a sangue 3 coetanei per derubarli. Era successo sulla scalinata di Santa Maria Maggiore. Questa è la foto del luogo che il giornale ha scelto da mettere in pagina, appunto la scalinata citata. 2 anni e 26 giorni di reclusione la coppia di giovani ritenuta responsabile della brutale rapina messa a segno la notte della Barcolana, quella dello scorso 12 ottobre, nelle vicinanze della scalinata. Si tratta di 2 ventenni, entrambi nati a Trieste da famiglie di origine straniera, una algerina e l'altra serba. I 2, difesi dagli avvocati Antonio Ragazzo e Sara Pecchiari, hanno patteggiato la pena davanti al GUP Marco Casavecchia. Con la complicità di un minorenne avevano picchiato a sangue e tentato di derubare 3 coetanei, ma erano stati arrestati grazie a una meticolosa indagine del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale diretta dal PM Maddalena Kergia. Gli investigatori avevano analizzato video, monitorato i canali social dei sospettati, sentito alcuni testimoni, cioè altri coetanei. Gli indagati erano stati rintracciati anche grazie ad alcuni tatuaggi visibili nei frame delle telecamere. Il GIP dei Notti, all'epoca dei fatti, aveva firmato un mandato di cattura.
procura dovranno tra l'altro anche rispondere di altre 3 aggressioni commesse a giugno di un anno fa. I fatti sono stati accertati nelle indagini, sono circa le 4 di notte quando succede l'inimmaginabile. 3 vittime vengono inizialmente avvicinate con una banale scusa, quella di una sigaretta, poi i rapinatori prendono di mira uno dei ragazzi, lo inseguono e lo circondano mentre si sta accingendo a salire sulla sua auto per rientrare a casa. Uno dei 2 giovani agisce per primo, si sfila la cintura dei pantaloni, colpisce il giovane più volte al viso e in testa con la fibbia metallica, mentre gli altri 2 lo tengono fermo. Gli amici dell'aggredito si accorgono di cosa sta accadendo e intervengono cercando di soccorrerlo. Poi appunto continua il parapiglia e i rapinatori armati hanno patteggiato appunto 2 anni di reclusione. Parliamo della polizia locale. Ieri l'ampia conferenza stampa che raccontava il report dell'anno solare, dati analizzati appunto tra il 2024 e il 2025, cioè dal fine di maggio a fine aprile dell'anno scorso a fine aprile di quest'anno. Presenti il vice comandante Paolo Ierman, il comandante Walter Milocchi e Caterina De Gavardo, l'assessore alla sicurezza del comune di Trieste. 2000 gli incidenti all'anno, denunciati 26 pirati della strada, almeno un caso al giorno di conducenti che danneggiano beni altrui e scappano. Come il comandante Milocchi, troppi decessi, la prima causa resta la distrazione, ben 11 i morti sulle strade triestine. Vediamo allora il servizio del nostro report della polizia locale, dove appunto il comandante Milocchi snocciola alcuni di questi dati. Sentiamo. Anche le modifiche al codice della strada non hanno apportato, almeno sul territorio di Trieste, un grande beneficio in termini di diminuzione di incidenti stradali, quindi quelli sono sicuramente un'attività preponderante e purtroppo stabile. Numeri più o meno in linea con quelli del report precedente, illustrati alla caserma di via Revoltella. I dati sull'attività della polizia locale di Trieste, preso a riferimento è il periodo dal 1 maggio 2024 al 30 aprile 2025. Preoccupa il numero elevato degli incidenti, 1937 in un anno, di cui 1161 con soli danni materiali, 765 con feriti e 11 mortali. Quest'ultimo un numero elevato per una città come Trieste, come ha sottolineato il comandante Walter Milocchi. In ben 179 episodi, inoltre, è stato investito un pedone. E qualche vizio così dei triestini sulla sosta, perché c'è anche la decurtazione dei punti quando ti metti in fermata bus, e quindi insomma abbiamo cercato di perseguire soprattutto tenere libere le fermate bus, i parcheggi per disabili, le zone carico-scarico merci. Migliaia le violazioni del codice della strada accertate per mancata revisione del mezzo, fuga da incidente, mancata assicurazione, guida col telefonino e senza cinture, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, mancata precedenza a pedoni e veicoli e omissione di soccorso. Sul fronte dell'attività di contrasto a violenza, stalking e abusi, in un anno sono stati effettuati 31 arresti e 371 denunce. Polizia locale impegnata anche nella lotta al degrado. In un anno 443 DASPO e 5 allontanamenti dalle zone rosse. Il corpo municipale è stato impiegato anche per il monitoraggio dei tanti grandi eventi a Trieste. Fra le novità di quest'anno, l'unità cinofila, l'armamento e il servizio H24. L'impiego delle pattuglie notturne va ad aumentare il carico di lavoro, 231 i membri del personale fra agenti, ispettori, commissari e dirigenti, ma spiega Milocchi, sono un importante aiuto per tutte le forze di polizia. Ovviamente toglie 2 pattuglie negli orari diurni, insomma, quindi sono 2 pattuglie meno durante il giorno, ma questo di notte sgrava le altre forze di polizia di dover rilevare incidenti stradali. Insomma. Questi dati della polizia locale. Continua il dibattito sull'asilo all'ex Polstrada Famulari, sul nido di Roiano. La giunta non attui scorciatoie. La delibera per la concessione ai privati dell'asilo nido di Roiano è bloccata in Consiglio Comunale ormai da quasi un anno, con la nuova struttura all'ex Polstrada pronta, ma tuttora chiusa e inutilizzata, e tra i partiti di centrosinistra si inizia pertanto a temere che la giunta di piazza voglia tentare il colpo di mano, aggirando l'Aula per approvare in altri termini
termini una misura per esternalizzare la gestione della struttura per l'infanzia. Qualunque decisione riguardi le strutture educative e cittadine deve passare attraverso il vaglio del Consiglio Comunale senza nessuna scorciatoia di tipo tecnico, chiarisce con fermezza la vicepresidente dell'Aula e consigliera del Partito Democratico Laura Famulari, anche responsabile diritti sociale e welfare del PD regionale, rilevando peraltro il mancato inserimento del nido di Roiano nelle disponibilità delle graduatorie provvisorie negli asili nido da parte del Comune. Il tempo che la Giunta sta facendo scorrere per l'approvazione della delibera per l'asilo nido di Roiano, sostiene la Dem, lascia molto perplessi e fa sorgere dubbi su come si intenda gestire l'imbarazzante questione della privatizzazione, tema che, come ricorda Famulari, non ha mancato di creare delle spaccature all'interno della maggioranza, con Fratelli d'Italia, che ha recentemente preso le distanze dalla dibattuta scelta di affidare a privati la struttura, motivando la delibera con l'indisponibilità di risorse per assumere personale educativo e tirando in ballo Lega e Forza Italia. In ogni caso, continua la consigliera, va subito sgomberato il campo da ogni ipotesi o tentativo di indurre dirigenti e funzionari a togliere castagne dal fuoco alla Giunta, bypassando i rappresentanti dei cittadini e delle cittadine. Per Famulari la confusione politica e le divisioni del centrodestra hanno conseguenze evidenti sull'amministrazione, come si vede nel caso dell'Ovovia, delle pezze improvvisate al piano parcheggi e, aggiunge la Dem, di questo asilo che continua colpevolmente a essere sottratto alle famiglie. Questo insomma il commento della vicepresidente dell'Aula e rappresentante del Partito Democratico a Trieste. Ovovia no da 8 giovani su 10, è un'opera fatta per turisti. Nel sondaggio lanciato dal gruppo NEM sul gradimento del progetto i più critici sono gli under 30. La città ha altre necessità, qualche voce fuori dal coro, collegamento green con il Carso. Solo il 18% degli under 30 sostiene che la cabinovia che dovrebbe unire il centro di Trieste al Carso, se verrà realizzata, sarà un fattore positivo per la città. È quanto emerge dal recente sondaggio realizzato per conto del gruppo NEM, che edita anche Il Piccolo, e pubblicato su queste pagine, un risultato che evidenzia un consenso molto basso tra i più giovani, tendenzialmente più attenti e sensibili sui temi verdi e della sostenibilità, e che contrasta con le spinte politiche e istituzionali che continuano a presentare l'opera come un volano per la mobilità cittadina. Dal sondaggio emerge innanzitutto il dato significativo riguardante la conoscenza del tema. Ben il 91% degli under 30 sostiene di conoscere il progetto, una percentuale che contrasta la vulgata corrente che vuole i giovani disinformati sui temi di attualità, ma i giovani invece si informano, seppur a modo loro. Di certo non mi azzarderei a iniziare un dibattito tecnico sul tema, premette Elisa, studentessa triestina di lettere moderne. Forse i social non sono il mezzo più adeguato, però cerco di essere aggiornata, almeno per quanto riguarda i temi che riguardano la mia città. Secondo Elisa la questione ambientale è quella da tenere principalmente in considerazione quando si parla di questo progetto. Se però si parla di turismo, quale migliore esperienza può vivere un visitatore in città se non attraverso il tram di Opicina, ci si chiede. Insomma, questi alcuni dei pensieri dei giovani intervistati dal giornale, qui i dati poi del sondaggio sulla cabinovia, le risposte dei giovani appunto sul tema della conoscenza, della considerazione del progetto, sulla funzione della sostenibilità, sul come possa sostituire in qualche modo il tram di Opicina e sull'aumento del turismo in città. Questa è la situazione per quanto riguarda la pubblicazione del sondaggio. Vediamo il servizio nostro dei dati di Bankitalia, un altro servizio andato in onda nel nostro telegiornale di ieri. L'economia del Friuli Venezia Giulia torna a crescere, ma meno che nel resto d'Italia. Sentiamo. In termini, oggi come stiamo? Oggi stiamo in una forma, abbastanza intermedia. Di fatto abbiamo avuto un recupero dopo la pandemia, questo recupero però è fortemente decelerato negli ultimi anni. Negli ultimi 2 anni, Friuli Venezia Giulia, la crescita è stata bassa. Un quadro in chiaroscuro, quello delineato dal rapporto annuale di Bankitalia sull'economia del Friuli Venezia Giulia. La crescita c'è stata e ha recuperato il calo del 2023, ma è nettamente inferiore a quella registrata in altre regioni italiane. Se noi andiamo a guardare quello che è successo dalle crisi finanziarie, abbiamo fatto un approfondimento su questo con un'analisi dal 2007, vediamo che il Friuli Venezia Giulia è cresciuto meno
direi abbastanza meno rispetto all'Italia, 6 punti percentuali in meno, e questo è appunto collegato specialmente, direi quasi esclusivamente, agli aspetti della dinamica demografica che sta penalizzando lo sviluppo della regione in questa fase negli ultimi 15 anni. In base all'indicatore della Banca d'Italia, nel 2024 il PIL regionale sarebbe aumentato dello 0,5%. In un contesto di debolezza della domanda estera, l'attività economica è stata sostenuta dalla dinamica dei consumi e della spesa pubblica, finanziata anche dai fondi PNRR. La riduzione dell'export è stata del 4,5%, un trend che dura ormai da 2 anni, e a risentirne è soprattutto l'industria, ad eccezione della cantieristica. C'è anche un altro aspetto che è quello, diciamo, della frammentazione del sistema produttivo, cioè quindi la piccola impresa, il ruolo della piccola impresa, nel senso che noi vediamo che specialmente le dinamiche innovative sono connesse alla presenza di grande impresa e la qualità della domanda di lavoro è connessa alla grande impresa. La movimentazione nei porti di Trieste e Monfalcone segna un più 6,3%, ma si riduce il traffico dei traghetti Ro-Ro, segno della debolezza dell'economia tedesca, mentre gli effetti della crisi del Mar Rosso sui container si sono riassorbiti nel corso dei mesi. Nel 2024 l'occupazione in regione è cresciuta dell'1,5%, soprattutto tra gli autonomi e i dipendenti a tempo indeterminato. Torniamo sul giornale, che poi prima di chiudere guarderemo anche il servizio su Attilio Tesser, premiato dal sindaco di Piazza ieri. Allora, 2 serate per raccogliere fondi dopo il furto degli 8.000 euro. Il Circolo Culturale Sloveno Fran Venturini ha deciso di organizzare a Mattonaia altre 2 serate di sagra, quelle di venerdì e di sabato, per raccogliere i fondi necessari a colmare il furto dell'incasso subito sabato sera. Lo rende noto il sindaco di San Dorligo della Valle, Alexander Coretti. Era stata proprio la sua auto, una Fiat 500, a finire nel mirino dei ladri. I malviventi, come documentato dalle telecamere installate in prossimità del parcheggio vicino all'area adibita a sagra, avevano agito alle 23:38. Erano entrati nel posteggio a bordo di una Polo scura. Uno era rimasto a bordo con il motore acceso, pronto per la fuga, mentre il complice aveva distrutto il vetro posteriore della vettura del sindaco, riuscendo così ad aprire le portiere. E poi aveva preso una cassetta di legno in cui erano depositati i proventi della serata, 8.000 euro. I ladri avevano commesso il furto davanti ad alcuni ragazzini che stavano giocando a pallone, poi erano fuggiti, ma le telecamere avevano ripreso l'intera scena, quindi pure la macchina utilizzata dai malviventi per il colpo, così come il numero di targa. I carabinieri stanno ora indagando, stando agli accertamenti fin qui compiuti, la vettura usata è riconducibile a una famiglia rom che vive in un campo nomadi vicino a Udine. I militari dell'Arma, secondo quanto si apprende, sarebbero molto vicini a rintracciare i responsabili del furto. Con molta probabilità sono gli stessi che quella sera in sagra Mattonaia avevano rubato anche il portafoglio a 2 ragazzini. Ieri mattina il sindaco Coretti ha ricevuto in comune il maresciallo dei carabinieri. Al momento, spiega il primo cittadino, non ci sono novità sulle indagini. Speriamo che questi ladri vengano individuati il prima possibile. Io e tutte le persone che fanno parte del nostro circolo aspettiamo l'evolversi della situazione. Ciò che è accaduto alla comunità, osserva il sindaco, è veramente un fatto molto grave. Per questo motivo è stato deciso di riproporre la sagra anche questo fine settimana, cioè venerdì e sabato sera, conferma Coretti, proprio per recuperare i soldi che sono stati rubati. Un altro weekend di sagra infatti non era previsto, ma questa volta in via eccezionale i soci del circolo e del consiglio direttivo hanno pensato a questa iniziativa. Vediamo anche una notizia su Muggia: danni per l'alluvione del 2019, erogati i risarcimenti ai privati. Nei mesi scorsi si è concluso l'iter degli ultimi 3 aventi diritto. Il sindaco Polidori così commenta: ritardo dovuto a disguidi con le pratiche, mi scuso personalmente. Ristori per l'alluvione del 2019, i privati sono stati risarciti. A dare notizia proprio il comune di Muggia in una nota. La protezione civile aveva già saldato direttamente alcuni aventi diritto, mentre nella primavera del 2024 la procedura è stata conclusa per i rimanenti, revoche incluse. A ottobre del 2024 la protezione civile ha trasferito inoltre al comune la somma complessiva di 2.075 euro, con la quale a inizio dicembre sono stati saldati gli ultimi 3 aventi diritto. Capitolo chiuso quindi, almeno per quel che concerne le richieste effettuate da privati e persone fisiche. Le procedure si sarebbero potute concludere prima, rimarca il sindaco Paolo Polidori, ma purtroppo chi stava seguendo l'iter qualche anno fa non ha concluso in tempo tutte le pratiche, e di questo ritardo mi scuso personalmente.
Di recente c'è stata però un'accelerazione, per la quale ringrazio il comandante attuale della Polizia Locale, Roberto Dell'Osto, che ha portato addirittura d'arrivo anche gli ultimi attesi risarcimenti. Infine non è mancata una stoccata finale del sindaco e il capogruppo Dem in Consiglio Comunale avversario. Nel corso delle amministrative 2021 Francesco Bussani, che nei giorni scorsi sul giornale relativamente alla questione legata ai ristori non pervenuti agli esercenti commerciali rivieraschi, aveva dichiarato che sarebbe meglio che Polidori, invece di perdere tempo sui social e in TV, si dedicasse finalmente ai problemi reali dei suoi concittadini. Delle promesse vuote si era stufi già 2 anni fa. Per Polidori, Bussani evidentemente non riesce a fare più di una cosa al giorno, anzi lui e chi lo ha preceduto ha pensato bene in passato di non farne nemmeno una, così non si rischiava di sbagliare. Io invece riesco a informare i cittadini sui social e credo che questa trasparenza venga apprezzata e contemporaneamente porto avanti svariate altre cose. Magari una ne sbaglierò, ma forse le altre 10 le riesco a fare bene. Se i privati si vedono finalmente risarcire i danni, le attività commerciali sono ancora in attesa. Gli esercenti che hanno subito danni durante l'alluvione del 2019 aspettano da oltre 5 anni e mezzo. Ora siamo all'ultimo miglio, stando alle dichiarazioni del primo cittadino. A breve anche i titolari dei negozi danneggiati dovrebbero ricevere i risarcimenti. Polidori ha garantito che i soldi della Regione sono arrivati lo scorso 23 dicembre, che saranno pertanto disponibili dopo l'approvazione della relativa delibera nel prossimo Consiglio Comunale. L'Aula cittadina verrà convocata a breve, entro giugno. Sentiamo il servizio, l'ultimo quindi, prima di chiudere, che riguarda la premiazione di Attilio Tesser, che era in municipio proprio ieri mattina. Vediamo. A Attilio Tesser, in segno di apprezzamento e ringraziamento per il fondamentale contributo alla permanenza della Triestina Calcio in Serie C, frutto di un intenso lavoro sempre contraddistinto di serietà e impegno da una non comune capacità di motivare i giocatori anche in un momento difficile come quello affrontato di recente dalla squadra. Commozione sincera quella di Attilio Tesser nel ricevere riconoscimento del Comune di Trieste dalle mani del sindaco Roberto Di Piazza per aver contribuito in modo decisivo a salvare la Triestina in Serie C. Una cerimonia informale ma sentita, quella nel salotto azzurro del Comune, con la moglie del mister Nicoletta, anche lei visibilmente emozionata, e una truppa di supporter dell'Unione capitanati dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Corrado Tremul. Essere premiati dal sindaco è un qualcosa di importante. È un premio per quello che è stato fatto quest'anno qui. Io lo dedico alla città, ma ai miei collaboratori, ai ragazzi che sono loro poi i protagonisti che vanno in campo, e anche alla società che ha contribuito sicuramente a fare il suo in questo momento, e a tutti i tifosi, perché Trieste merita ben altro. Quanto al futuro, il primo a blindare mister Tesser per la prossima stagione è stato proprio il sindaco, ma bisogna fare presto. 9 punti non sono pochi, se programmi qualcosa di fatto bene sono recuperabili. Quest'anno quanto hai recuperato? L'ira di Dio. Se poi dipende dalla squadra che faranno e chi allenerà questa squadra. Tu devi... Da quando sono via non più sentito metto una pregiudiziale secca, se no non vi parlo più. Il sindaco ha provato a blindarti, sembrava una puntata di calciomercato. Sì, è stato gentile, cordiale, come sempre, una persona gentile. Mi fanno sentire l'affetto veramente della città, che lo sento profondo, e lo ringrazio per tutto questo qua. Però dal giorno che è finito il campionato, io, a parte 2 giorni dopo per salutare Menta, non ho più sentito nessuno della società. Sofia e noi ieri hanno avuto sicuramente il problema dell'iscrizione. Io sono qua, sono disponibile a rimanere a Trieste perché sto bene. In questi ultimi giorni mi sono arrivate, proprio in questi ultimi 2 giorni, dal sabato e domenica, delle proposte lavorative, e quindi spero che, se la Triestina può avere su di me un pensiero, che si facciano loro sentire. La mia disponibilità c'è, perché dopo devo valutare anche altre situazioni. Ripeto che sono nate proprio tra sabato e domenica. Bene, Tesser c'è, che la Triestina si faccia avanti, questo insomma il messaggio. Ci fermiamo, pubblicità, torniamo fra poco.
Va bene, allora l'ospite non c'è, non è ancora arrivato, adesso cerchiamo di capire come, quando e perché, però comunque insomma sono disponibile sicuramente io nel frattempo a rispondere anche alle vostre domande e segnalazioni che possiamo raccogliere, visto che poi noi in diretta andiamo in giro per la città durante le mattinate della settimana, e quindi possiamo anche andare a verificare segnalazioni che voi ci proponete. Buongiorno, se possibile vorrei che venisse un responsabile Acegas o del comune per rispondere dei costi elevati per la fornitura dell'acqua. Avrei molte domande da fare e desidero sapere quali sono le modalità per intervenire in diretta, perché è impossibile comunicare telefonicamente. Allora, rispondo subito sulla seconda. C'è di fatto il numero telefonico 040 977 89 10 e poi svegliatrieste@tele4.it la mail. Magari a volte chiama della gente, le centraline sono un po' intasate, non è magari automatico prendere subito la linea, me ne rendo assolutamente conto, però provate. E poi comunque appunto la mail, e questo lo dico a beneficio di tutti perché giustamente la persona in questione, Adriana, mi ha scritto appunto sulla mail. Per quanto riguarda la prima domanda di invitare un responsabile Acegas o del comune che possa rispondere dei costi elevati per fornitura di acque e anche di altro, beh, è uno spunto molto interessante e giusto, e sicuramente ci possiamo dar da fare per impostare una puntata anche su questo. E ringrazio Adriana per il suggerimento, che insomma, suggerimento più che intelligente, è necessario anche farlo effettivamente, perché il tema delle bollette è preponderante. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno. L'argomento che voglio trattare è delicatissimo, no? Prego. Quel che è successo a Graz è tragico, no? Diciamo che le notizie hanno parlato tanto dei morti, della scuola, delle armi, del suicidio della persona che ha fatto questo atto, no? Che era una lettera diciamo, che ha subito del bullismo. Ho tanti anni, no? Quindi posso parlare almeno di 65 anni fa, quando io ero adolescente a scuola superiore. E sinceramente esisteva il bullismo anche quella volta, però non capivamo, come giovinastri, non capivamo la cattiveria che si riversava contro alcune persone. Queste persone potevano essere o grasse, diciamo, no? Sovrappeso, oppure diciamo, le parlava un triestino o un italiano con accento sloveno. Lei era un poco diversa e quindi dopo le aveva un carattere un pochettino più debole, e noi, mi metto dentro anche me, anche se non sono stato in prima persona, no? Avevamo cominciato, cioè la classe ha cominciato a scagliarsi, a ciorre in giro questa persona. Sì. Adesso non esisteva ancora l'idea che questi ragazzi qualcheduno poteva essere anche gay, no? Quindi questi atteggiamenti potevano essere assorbiti da questa persona in maniera tale che a questo punto, non riuscendo neanche dai insegnanti a essere capito, no? Praticamente accumulava sì, rabbia che dopo esplodeva, e la è esplosa con un pugno in faccia a una persona, a un altro studente che ha fatto veramente male, no? Allora, faccio un altro passetto. Sì. In questi ultimi anni si è approfondito talmente, ma si è sviluppato l'odio verso il diverso, che sia nero. Pronto? Sì, la sto ascoltando con interesse, prego, continui pure.
Sì, no, mi scusi, ho sentito un bip. Se è diverso, cioè se è il nero, se è il gay, se è la persona più debole, e questo qua, gli insegnanti in primis, la politica anche in primis, diciamo, secondo me, alimenta questa diversità che non deve essere accettata dai normali, chiamiamoli normali come che ha detto il generale, no? Essere normali vuol dire essere nella media, no? Cioè tutti alti uguali, tutti bianchi, tutti coi denti a posto, no? Col peso a posto, no? E questo qua alimenta nei giovani che assorbi tutto, gli assorbi veramente tutto, è come una spugna, no? E dopo fa gruppo, no? I si senti forti perché i vigliacchi in definitiva. Come dice lei è un tema, intanto la ringrazio per aver condiviso questa riflessione, la strage è stata una cosa incredibile che ha scosso un intero paese, ma anche noi che abbiamo letto. Ora purtroppo devo chiudere la telefonata, è passato un po' di tempo, però la ringrazio molto, è vero, sono argomenti molto delicati, è vero, bisogna fare attenzione, mi sembra che la sua sia un'analisi comunque profonda, quindi la ringrazio per aver condiviso il suo pensiero e spero anche a beneficio dei telespettatori. La ringrazio, ma devo andare oltre, mi scusi, mi dispiace. Grazie, buongiorno e buongiorno a Ugo Rossi, portavoce di Insieme Liberi, consigliere comunale a Trieste. Ben ritrovato. Buongiorno. Allora, questa cabinovia, io parto subito a bomba su un tema caldo perché siete impegnati, sarete impegnati anche giovedì al ritorno in aula per questa delibera. L'opposizione di fatto ha chiesto, e poi vorrei anche sapere il suo parere personale, ha chiesto al sindaco ritiri la delibera finché siamo ancora in tempo, è un'opera impattante che rischia di portare più rischi che benefici, eccetera. Giovedì e venerdì sarà il giorno della votazione, chi lo sa, come la vede questa situazione tra cabinovia e scontri anche in Consiglio Comunale? Non credo che intanto venerdì finirà, perché comunque come opposizione andremo avanti a fare ostruzionismo, che è l'unica arma che ci è rimasta per cercare di prolungare i tempi per la discussione. Noi avevamo chiesto ovviamente che si aspettasse perlomeno prima di portare avanti questa delibera le future sentenze del TAR, visto che a luglio ci sono addirittura 5 procedimenti in piedi, quindi era opportuno aspettare prima l'esito di questi procedimenti prima di avviare e bloccare di fatto anche il Consiglio Comunale su questa tematica molto divisiva per la città, quando ci sono delle priorità e magari altri temi da poter portare in aula, perché comunque facendo anche un calcolo così a spanne, considerando 10 minuti a tempo per consigliere, almeno quelli di opposizione, visto che la maggioranza, a parte pochi rari interventi, non ha detto molto, potremo andare avanti veramente per forse anche più di un mese, considerando che ci sono tra le osservazioni, gli emendamenti, le osservazioni e tutto, comunque ancora più di 100 atti da discutere. Facendo un calcolo, 10 minuti a testa, siamo in 16, sono veramente tantissimi giorni, come un po' è stato per l'asilo di Roiano, facendo ostruzionismo siamo riusciti perlomeno a bloccare. Il punto è che poi dal punto di vista anche della discussione sono stati bocciati un sacco di emendamenti, anche subemendamenti, quindi non c'è di fatto nemmeno spazio più di tanto per il dibattito, utilizzando gli strumenti del regolamento. Questa è un'opera ovviamente dal punto di vista nostro, di Insieme Liberi, ma anche del Comitato Nuovo Via, inutile, impattante. C'era anche, analizzando il piano urbano della mobilità sostenibile, il PUMS della città, c'erano altre indicazioni da poter seguire, ad esempio riattivare delle linee tranviarie in città. Io l'ho anche fatto presente in Consiglio Comunale che addirittura ci sono delle soluzioni innovative che già altri stati come la Cina, la Russia stanno utilizzando, che sono questi tram che utilizzano praticamente al posto di andare su rotaia, c'è una rotaia disegnata a terra, quindi una rotaia digitale, e potrebbe essere tipo un'opera, una soluzione che è meno costosa rispetto a mettere e mantenere una rotaia, e che potrebbe magari fare
introdurre un bel servizio di tram in città, al passo all'avanguardia con città europee e anche mondiali che hanno, diciamo, qualche passo in più rispetto alla mobilità della città. La cabinovia poi tra l'altro, diciamo, al momento ci sono dei costi preventivati che si basano su progetto preliminare. Io l'ho detto più volte, anche dal punto di vista tecnico, io ovviamente in Consiglio, oltre da consigliere, parlo anche come ingegnere civile ambientale, ho fatto presente più volte che essendo un terreno di flisce e carsico, comunque non sappiamo quello che c'è sotto, quindi per ogni pilone poi la normativa tecnica prevede, proprio quella geologica, prevede delle ispezioni ulteriori, poi eventualmente dei sovradimensionamenti anche diciamo, delle fondazioni di questi piloni che sono costi in più. Quindi quei 63 milioni al momento sono ipotetici. E anche durante il dibattito in commissione. E poi lei dice anche, e una volta che poi piantiamo i piloni, non sappiamo esattamente quale potrebbe essere il riverbero che si ha sul territorio, finché non andiamo a vedere cosa... Potrebbero esserci delle grotte carsiche, cioè non lo sai a priori fino a quando non vai a fare, diciamo, l'ispezione puntuale sul terreno che è prevista dalla normativa. Quindi potrebbero esserci delle problematiche, bisognerà poi spostare magari il pilone, bisognerà sovradimensionare le fondazioni, questi sono comunque dei costi in più. Al momento poi, questo più volte anche nella discussione in aula e in commissione, quando abbiamo chiesto i dati, ad esempio questa cabinovia, sul discorso anche del vento forte, della bora, delle manutenzioni, quando verrà chiusa, sì, la Giunta parla, la maggioranza parla di verrà sostituita con questi magari bus navetta, eccetera, ma avranno dei costi. Quando abbiamo chiesto questi costi ci rimandano al progetto definitivo, quindi non lo sanno nemmeno loro al momento effettivamente quanto costerà quest'opera, e tutti i dati, cioè, a me personalmente non mi tornano, ecco, anche questi fantomatici diciamo 10-12 mila presenze al giorno, che poi praticamente, da quello che ha detto anche Bernetti quando è stato a questa visita, cioè a questo incontro, questo evento in Innsbruck, Interplan 2025, proprio, tra l'altro sponsorizzato dalla Leitner. Io più volte ho fatto presente che non era opportuno che un tecnico comunale, che tra l'altro è responsabile di progetto, partecipasse a un evento privato sponsorizzato dall'azienda che poi ha l'interesse diretto sull'appalto. Ho chiesto anche alla consigliera vicepresidente della Commissione di Trasparenza di convocare una trasparenza urgente, perché bisogna far chiarezza su questa vicenda dove c'è uno scaricabarili. La Giunta non si assume la responsabilità nonostante la lodi, in più c'è stata anche un'intervista dove ha detto che è stata la Giunta a mandare Bernetti, però da quello che è emerso anche dalle mie domande in commissione, anche se poi di fatto una risposta chiara non c'è stata, lui ha preso un giorno di congedo per andare in veste privata. Allora mettiamoci d'accordo, su questo bisogna fare assolutamente chiarezza. Ecco, quando noi abbiamo chiesto questi dati, queste informazioni ulteriori, Bernetti ci ha risposto in commissione che sono praticamente i 5-6 mila diciamo, presenze giorno, che poi valgono 2, perché c'è l'ipotesi che uno che viene in città da Opicina poi ritorni in città. Sono quindi le presenze che dovrebbero, come dire, sì, reggere la situazione, cioè far sì che sia sostenibile da un punto di vista economico il progetto. Esatto, però queste presenze sono ipotetiche e comunque non tornano. L'ho fatto presente più volte, quando mai un pendolare o un turista lascia la macchina a Opicina per poi venire... Cioè, avete mai preso una cabinovia per andare, non so, a sciare in montagna? Nel senso, non è proprio velocissima, soprattutto in un tragitto così lungo, quindi in qualche minuto sei giù per via commerciale in pieno centro storico, e quindi è chiaro che al momento non sei incentivato a prendere questa soluzione. Ma la mia domanda è, poi sì, c'è anche una telefonata fra cui fra poco arriviamo, i triestini la prenderebbero la cabinovia? La utilizzerebbero effettivamente come mezzo di trasporto? Questa è un po' anche la questione che molti si chiedono. Dal mio punto di vista no, perché non è una soluzione rapida, e poi c'è sempre il rischio ipotetico che se per caso venisse un vento forte o la bora, cioè magari prendi la cabinovia, poi non c'è la certezza dell'andata e del ritorno.
cioè, anzi potrebbe esserci anche il rischio che poi un domani per giustificare quest'opera magari tagliano proprio tutte le corse dirette dal Carso al centro città e quindi a quel punto sarai obbligato addirittura a prendere questa cabinovia. C'è questa ipotesi che abbiamo preso in considerazione, perché se no non ci spieghiamo come possono stare in piedi queste 6.000 presenze al giorno che poi valgono 2, perché viene detto, ecco, dai tecnici che praticamente si considera andata e ritorno, quindi sarebbero 12.000 presenze. Lì infatti più volte ho detto cioè in consiglio, allora o avete una soluzione sistemica dove dite bene, in centro città non si arriva più con la macchina, quindi i turisti e i pendolari che arrivano in città, che sarebbero quelli che poi di fatto sfrutterebbero principalmente questa opera, sono costretti, quindi blocchi l'ingresso in città, come hanno fatto varie città nel mondo, anche in Europa, ad esempio c'è il caso di Pontevedra in Spagna, che hanno di fatto limitato sempre di più l'ingresso al centro storico delle auto. O crei un sistema, pedonalizzi tutta un'area, fai in modo che i trasporti pubblici esatto, locali... Sfrutti i parcheggi scambiatori nelle periferie, non so, c'è quello di Via Carli o tanti altri, quindi tu dici il turista e il pendolare sono obbligati ad arrivare nelle periferie della città, parcheggiare e poi hanno la navetta o la cabinovia, e quindi cioè comunque almeno lì, anche se non fossi, cioè non sono contrario a quest'opera, comunque dico almeno c'è una visione sistemica di questa amministrazione. Allora fermiamoci un attimo cosa, però diciamo non è questo, perché poi stanno addirittura mettendo in programma la realizzazione di nuovi parcheggi in centro, quindi mettetevi d'accordo con la vostra testa, perché o incentivate l'ingresso in città in auto o lo disincentivate, perché o fai la cabinovia o non fai ulteriori parcheggi in centro storico o comunque sulle rive, perché non tornano le due cose, ecco. Allora, sentiamo se anche il telespettatore interviene su questo o su altro. Ovvia no da 8 giovani su 10, tra l'altro questo era il sondaggio del giornale. Sì. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, io chiamo da Officina. Ah, buongiorno. Buongiorno. E sono d'accordo che il tram che hanno messo è un tram per i turisti e tutto quanto, però adesso noi a Officina ci hanno tolto la linea 2 sbarata, che prima ci faceva molto comodo, perché chi va a lavorare aveva due possibilità, o la 64 o la 2 sbarata, e avevamo ogni 10 minuti un autobus, mentre togliendo adesso la 2 sbarata non l'abbiamo più, ci hanno tolto questa possibilità. La 64 è una linea che c'è e non c'è, perché salta più di qualche corsa, e siamo costretti a prendere il tram. Il tram è bellissimo, è utile, non metto in dubbio, come diceva il signore che va sulle rotaie e tutto quanto, però è una questione molto lenta, è un tram per turisti, per vedere, ma non per chi che lavora. Io ieri per venire su col tram ho perso più di mezz'ora, mentre che con la 2 o con la 64 stavo 10-12 minuti. Ecco, capisce? Cioè, tutto quanto va bene, io anche per l'Ovovia sono d'accordo, perché è una cosa, ma è tutto cose turistiche, magari l'Ovovia è una cosa che sorvola il traffico. Ho capito. Signora, grazie signora, grazie, buongiorno. Beh, ha chiamato da Officina una persona che probabilmente sarà direttamente interessata da quest'opera se verrà realizzata. Cosa ne pensa? No, certamente quello che diceva la signora, ovviamente col bus, il bus è molto più rapido del tram, che ovviamente è un tram di una certa epoca e quindi non è così rapido e veloce, ma non sarà nemmeno così rapida e veloce la cabinovia, con il rischio che poi magari la signora non può nemmeno tornare a casa perché arriva la bora o comunque il vento forte e comunque siamo punto a capo, o dovrà prendere il tram o eventualmente la linea alternativa. Quindi, ripeto, al momento la soluzione più rapida dal Carso al centro città per via commerciale è il bus o l'auto privata. Poi per me dovrebbero incentivare anche di più l'ingresso e l'arrivo in città
anche agevolando l'utilizzo del treno, che ha dei prezzi veramente sempre più alti e inaccessibili, conviene da fuori arrivare comunque in auto in città, quindi bisognerebbe avere una visione sistemica e poi per giustificare, ripeto, questa cabinovia c'è il rischio che proprio taglieranno sempre più corse dirette dal Carso alla città, e quindi il problema della signora sui tempi per tornare a casa sarà un grosso problema che la cabinovia non si sostituirà, e quindi sì, è più un'opera quasi turistica, come giustamente diceva la signora, non per chi tutti i giorni è un pendolare o un cittadino che deve spostarsi all'interno della città. E poi comunque al momento non c'è un dato certo sui numeri, i tecnici, l'amministrazione su qualsiasi tipo di dato ci rimandano sempre a questo progetto definitivo, quindi al momento stiamo spendendo soldi su qualcosa di ipotetico, e in più adesso abbiamo bloccato praticamente il Consiglio Comunale su questa discussione che sarà molto molto lunga. Ecco. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Loro signori, ai triestini e ai friulani. Ma dico una cosa che non ho detto, cioè ho detto ai verdi, ai gialli, ai blu, eccetera, no? Per la sicurezza. Parlate tanto, parlate di questo e dell'altro, ma non vedete che praticamente gli accoltellamenti sono tutti i giorni e voi state lì a parlare. Il metal detector è una cosa che da 150 giorni che lo dico, ma nessuno prende in considerazione. Le sinistre, se non hanno praticamente voglia di rimediare alle destre, si dimettano. Come diceva Bossi ai tempi, che le parole che uno sostiene o è una cosa giusta oppure questo è un qua. Quindi voi vi dimettete in tutti, ma la cadrega vi sta bene, vi sta comoda, e che lasciano le maggioranze decidere quel che vogliono. È possibile questo? E poi senz'altro cadrà il governo dei Trieste. È possibile che non siate in grado di fare questo? E state lì a secondare quelli che dicono la maggioranza. Se l'8 su 10 dicono di no alla cabinovia, per la bora, per le lungaggini, che praticamente per gli alberi che devono tagliare, dimettetevi in massa, fate vedere chi siete e avrete più voti il prossimo. Va bene, grazie Franco, grazie Franco, buongiorno. Allora, ci sarebbe la pubblicità, vuole rispondere brevemente? No, beh, diciamo che io non sono di sinistra, cioè Insieme Liberi è un partito antisistema che non si posiziona né a destra né a sinistra, quindi il signore parlava di sinistre. Comunque la maggioranza al momento, per le leggi elettorali che ci sono, chi vince governa con un premio di maggioranza, quindi praticamente governa da solo, a colpi di maggioranza impone qualsiasi cosa desideri, quindi diciamo chi all'opposizione ha poca voce in capitolo ormai, e questo è un problema ovviamente della democrazia. Poi il signore ha parlato del problema della sicurezza, che è un tema, e su quello ovviamente anche lì sarebbe da approfondire anche l'idea e la visione che ha ogni gruppo politico, perché al momento nel centrodestra e nel centrosinistra sta dando risposte. Dal nostro punto di vista, fino a quando rimaniamo dentro questa Unione Europea, sarà impossibile fermare di fatto questa invasione diciamo, di immigrati clandestini che portano criminalità, degrado nelle città. Basta pensare a città come Trieste e Udine, che ormai sono sempre più invivibili da questo punto di vista, cioè ci sono accoltellamenti, furti tutti i giorni, anche basta, quindi è impossibile fare integrazione con questi flussi immigratori incontrollati, ma lì sappiamo c'è una rete di trafficanti, una rete anche di cooperative, gruppi che ci mangiano, ecco, sull'accoglienza,
E come diceva giustamente... Viene arrestato un passero al giorno praticamente, sì, secondo gli ultimi dati. Ma ci sono state addirittura delle inchieste, cioè questi arresti sono dovuti anche a un lavoro della procura, ma soprattutto anche dell'antimafia a guida Gratteri, che uno dice ma cosa c'entra magari Catanzaro, la Calabria, la procura di Calabria del Catanzaro o l'antimafia, ecco, a guida Gratteri con Trieste? C'entra perché da queste inchieste dell'antimafia è emerso che praticamente questi migranti, che di fatto non scappano da guerra ma sono migranti economici, spendono dai 7 ai 14 mila euro per partire dalla Libia o partire, c'è adesso la tratta dalla Turchia, arrivano alle coste della Sicilia e della Calabria, poi prendono i mezzi e arrivano fino a Trieste o Ventimiglia perché il loro obiettivo è andare nel nord Europa, però poi rimangono bloccati qua alla frontiera. E poi c'è ovviamente la tratta balcanica, quindi ci sono quelli che ovviamente le trasportano all'interno delle auto e mezzi che poi vengono fermati, ma c'è un business enorme, ecco, come diceva Buzzi durante il processo Mafia Capitale, l'immigrazione rende più della droga, ecco, quindi lì bisogna ovviamente avere un pugno fermo, duro e anche iniziare a parlare anche di reimmigrazione, perché questi migranti che si trovano qua in Italia devono essere rimpatriati nei loro territori e servirebbe un modello, ecco, tipo a me piace molto il modello Australia, dove arrivano soltanto le persone regolari, ci sono tanti italiani, anche giovani, che vanno a vivere in Australia, ma non è che arrivano con la barca, fanno il visto lavoro e vanno a farsi il mazzo e poi si dice che i giovani non hanno voglia di lavorare. Qua in Italia ovviamente non hai un reddito dignitoso, vieni sfruttato, ma ci sono tanti giovani che partono, vanno in Australia, vanno a lavorare nelle miniere in Australia, si prendono $4.000 al mese e lavorano soltanto 2 settimane, con tutto sotto piena sicurezza all'interno delle miniere, quindi i giovani hanno voglia di lavorare, però non è che gli italiani vanno a lavorare in Australia così con la barca e arrivano in Australia, fanno il visto e tra l'altro in Australia si entra soltanto così, non c'è l'immigrazione clandestina e regolare, quindi non so perché qua non possiamo applicare questo modello e poi ovviamente è responsabile anche parte della magistratura che continua a fare sentenze o mettere sotto processo chi ovviamente cerca in qualche modo di fermare questo business, questo traffico, quindi c'è qualcosa di grosso, ma assolutamente vedo anche nelle grandi città, ormai uno prende il treno, arriva a Roma, in piena stazione Termino, a Milano, si gira intorno e vede che praticamente intorno ci sono i bagni pubblici dei migranti, devi stare attento anche a non incorrere in certi personaggi che ti importunano o fanno anche di peggio, quindi il degrado delle città è un problema grosso e ci sono dei gruppi che addirittura si stanno organizzando perché poi il presidio del territorio manca. Cioè noi abbiamo, su questo magari parliamo dopo. Magari riprendiamo dopo parlando anche del tema sicurezza per via delle risse che scoppiano a Trieste ormai praticamente ogni 2 giorni. Certo. Allora, pubblicità e poi siamo di nuovo assieme a Ugo Rossi, consigliere comunale Insieme Liberi a Trieste, a fra poco. Ben ritrovati insieme a Sveglia Trieste, siamo ancora in compagnia di Ugo Rossi, portavoce Insieme Liberi e consigliere comunale a Trieste, dove stavamo commentando prima il tema della sicurezza, ma allora io sentirei intanto la telefonata, vediamo che cosa ci propongono da casa. Pronto? Sì, buongiorno qua Sergio, buongiorno a voi. Buongiorno, Sergio. Dunque, parlando di immigrati o di clandestini, ieri sono passato per San Giusto verso Mezzogiorno e qualcosa, e ai frati di Montuzza, i frati di Montuzza danno da mangiare in quelle diremo contenitori plastici, che poi ho trovato al ritorno, sono andato a trovare un mio amico, sono tornato al ritorno e ho trovato parecchi diremo di questi questa plastica, piattini di plastica buttati nell'erba appena, poi oltretutto ieri avevano appena tagliato l'erba. Ecco, sarebbe da dire a questi signori e ai frati di Montuzza di dire a questi signori di buttare i piatti
di plastica nelle immondizie e non lasciarli sull'erba. Questi disgraziati sporcaccioni che sono proprio come dicono dove vanno loro. Piano però, cioè, la invito a moderare il linguaggio perché insomma le offese il magari linguaggio no. moderare, sporcaccioni sono sporcaccioni, non voglio dire che cosa devo dire, che sono bravi, non ho capito. Bon. In ogni caso un'altra cosa ancora volevo dire, quella è la barda che noi da anni, da 20 anni la vediamo sempre di verde, ma è impossibile che diremo il verde pubblico non riesca a trovare un cespuglio rosso e dei fiori bianchi in modo da renderla come era una volta. E non so cosa fa questo ufficio verde, che sono di incompetenti anche là, che non sanno svolgere il loro lavoro. Mettiamo un po' di cespugli rossi invece che lasciare il verde sulla parte rossa. Grazie e buongiorno. Grazie Sergio, buongiorno. Prego, consigliere. No, vabbè, il signore ha sollevato un tema, perché comunque il degrado nelle città è proprio è dovuto anche comunque alla presenza di questi immigrati irregolari che magari non hanno la nostra stessa cultura, vengono da posti in cui magari è normale fare questi gesti, non c'è certo l'educazione civica nel fare l'indifferenziata. Comunque, per quanto riguarda, apro una parentesi sulla questione verde pubblico, forse il signore non sa, ma ormai le amministrazioni comunali, in generale di Trieste, o comunque qualsiasi amministrazione comunale, ha ormai esternalizzato qualsiasi tipo di gestione, ecco. Quindi una volta era il comune in prima persona a gestire il verde pubblico con suoi operai specializzati, preparati. Adesso ci sono delle cooperative, degli appalti, quindi di mezzo spesso in questi appalti ci sono anche diciamo, clientele politiche e da quello che si vede, ovunque ti giri, i servizi comunque al cittadino non sono più quelli di una volta, perché proprio io credo invece, e Insieme Liberi crede in una gestione pubblica degli assi strategici, dei beni comuni. Così come l'asilo di Roiano? Sì, esatto, vabbè, l'asilo di Roiano è comunque un servizio che vorremmo che rimanesse diciamo, in capo al comune, in capo cioè al comune, pubblicamente. perché quando comunque i cittadini con queste privatizzazioni, no? Pensando alle grosse privatizzazioni fatte negli anni 90, le autostrade eccetera, adesso ci sono anche le questioni di scadenza anche delle concessioni, ad esempio dell'idroelettrico in tutto l'arco alpino, ma fino ad arrivare alla buca sulla strada o come diceva il signore la gestione del verde pubblico, ormai le amministrazioni comunali e regionali hanno esternalizzato tutto, quindi non c'è più l'operaio del comune specializzato che curava quel servizio e tra l'altro costava meno. L'assurdo, se uno va a fare un bilancio di costi, le esternalizzazioni costano di più, però forse per la politica, per i dirigenti dei comuni è un problema in meno, perché loro fanno l'appalto, esternalizzano e poi il problema diciamo, è della cooperativa o di chi vince l'appalto. Poi c'è anche tutto il discorso dei subappalti eccetera. Tornando al tema della sicurezza, che poi si collega anche al tema dell'immigrazione e secondo me anche del lavoro, perché ad esempio l'immigrazione, quella regolare che adesso piace al centrodestra, assolutamente no, o comunque piace a Confindustria, cioè, ma stanno parlando di andare a reclutare manodopera straniera in Egitto, in Tunisia, formandola lì per poi farla venire a lavorare qua, ma stiamo scherzando? Cioè noi abbiamo i giovani italiani che scappano, abbiamo il calo demografico, tra l'altro parlando anche di immigrazione, tra un po' di anni, soprattutto visto il ritmo di crescita della comunità musulmana, avremo il problema che hanno adesso in Inghilterra e altri paesi, sarebbe il caso forse di non importare manodopera straniera, ma di specializzare e puntare sui giovani, dargli un lavoro, un reddito dignitoso ai giovani che possono fare famiglia e quindi là si risolverebbe anche il calo demografico. Poi tra l'altro parliamo di grosse aziende come Fincantieri, che è un'azienda che tra l'altro è sotto il controllo statale perché tramite Cassa Depositi e Prestiti di fatto è Giorgetti che ha il controllo su Fincantieri. Dovrebbe, e con quello che fattura tra l'altro, dovrebbe dare lavoro ben pagato e dignitoso parlo ovviamente dei monfalconesi, ma comunque anche magari a chi diciamo, è dei comuni vicini, quindi si potrebbe invece
investire e puntare sui giovani, dandogli un bel reddito dignitoso che poi aumentando i salari, lavorando Però il gioco dell'immigrazione è quella poi che tu c'hai una manodopera a basso costo di gente che magari, non so, quello del Bangladesh che viene qua, è ovvio che ti va a lavorare anche per 500 euro al mese nelle cucine dei ristoranti, soprattutto delle grosse catene, perché è quello che sto vedendo in giro, o fanno magari, portano in giro il cibo per asporto, perché poi tanto loro vivono diciamo qua con l'accoglienza, poi mandano lì a casa quello che guadagnano e con anche 100 euro lì, vuol dire, all'estero ci fanno campare un'intera famiglia, quindi questi sono migranti economici e proprio come dicevo prima, dalle inchieste dell'antimafia a guida Gratteri sta emergendo che ci sono comunque anche dei costi notevoli che queste famiglie impiegano per poter far arrivare qua il figlio giovane immigrato, dai 7 ai 14 mila euro. Penso, facciamo un sondaggio, l'80% dei turistini non ha questa cifra per andare in vacanza, quindi anche basta. Il punto, ci vuole il coraggio dal punto di vista politico di dire basta a questa Unione Europea, perché fino a quando non usciamo poi di fatto siamo succubi di decisioni che prendono a Bruxelles. Abbiamo visto, no, chi ha fatto anche dei tentativi all'epoca col governo 5 Stelle Lega, io all'epoca tra l'altro ero nei 5 Stelle prima che mi buttasse fuori Di Maio, quindi condividevo anche la scelta di chiudere i porti, tra virgolette le frontiere a queste ONG, queste navi ONG che battevano bandiera straniera, però Salvini poi è stato messo sotto processo e si è impaurito e ha ritirato la sua azione, che in quella circostanza era un bel segnale. Però questo dimostra che di fatto siamo succubi, ecco, di una magistratura, ecco, che su queste tematiche, soprattutto magari più di sinistra, abbiamo visto anche con le scelte del governo, boicotta qualsiasi tipo di fermo a questa invasione, e poi dall'altra parte siamo succubi, ecco, dell'Unione Europea che invece promuove questa invasione. Quindi fino a quando l'Italia non riscatta la propria sovranità nazionale ed esce dall'Unione Europea e si liberi da Bruxelles, sarà difficile, ecco, portare avanti una chiusura delle frontiere sistemica e anche un piano di reimigrazione, tema che si sta parlando in tanti paesi d'Europa, che è l'unica soluzione, ecco, per fermare il degrado e rendere di nuovo le città sicure e tra l'altro anche fermare, diciamo, questa concorrenza delle aree nel lavoro. Allora devo sentire un'altra telefonata, sì. Poi però avremo ancora tempo. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono Daniela. Buongiorno. Mi allaccio al discorso dell'Unione Europea e tirerò fuori un argomento magari di cui voi sarete stufi, ma di cui mi preoccupo, e siccome tutti quanti abbiamo subito un po' l'epoca Covid, volevo un'opinione dell'ospite, perché io ho letto di questa autorizzazione a questi vaccini autoreplicanti, no? Naturalmente quello che mi preoccupa di più, e ripeto, volevo un'opinione da lui perché so che lui non c'entra niente in tutto questo, ma so che è sensibile a certi argomenti, praticamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pieni poteri sulla salute pubblica globale, e so anche che se entro il 19 luglio non si fa qualcosa, cioè il governo tace, io penso che un governo dovrebbe rendere pubbliche certe notizie ai cittadini che l'hanno votato, perché questo silenzio fino al 19 luglio, e non si sa, non si è capito se la Meloni si è astenuta o meno, mi preoccupa molto, perché appunto, come ha detto il suo ospite, questa Unione Europea fa di noi quello che vuole. Naturalmente questi autoreplicanti, io mi sono un po' andata a vedere, ho studiato un po' la cosa, ho letto anche PubMed su tutto quanto, e penso che sia preoccupante un po' per tutti noi, perché so che queste notizie non girano facilmente, però io purtroppo le tiro fuori perché, avendo passato il periodo, le ripeto, del Covid, mi chiedo l'opinione del suo ospite e naturalmente vorrei molto che qualcuno, quando viene di Fratelli d'Italia, ci spiegasse perché a noi cittadini non veniamo mai informati su nulla. Va bene, grazie, però se no non faccio in tempo a rispondere anche ad altre domande. Grazie signora. Prego, consigliere. No, ringrazio la signora per la domanda, sa che il tema a me è molto caro, ma io sono stato proprio, quando mi sono opposto, ecco, alla dittatura sanitaria anche in Consiglio Comunale, che ero senza Green Pass, fu proprio Fratelli d'Italia, la maggioranza del centrodestra, a chiamare la polizia municipale per farmi arrestare perché ero senza Green Pass, quindi non mi aspetto nulla, ecco,
da questa maggioranza sul tema. Io più volte anche in Consiglio ho sollevato la questione, anche per esempio su il problema dei malori improvvisi, delle morti improvvise, che è un problema che viene molto taciuto ma che esiste, ed è a causa proprio di questo vaccino Covid, è stato sperimentale, e abbiamo visto poi tra l'altro quello che è emerso il dopo, che ci dà ragione a noi che in quella fase lì ci eravamo battuti per la libertà. Per esempio basta pensare alla Ursula von der Leyen che finalmente si dovrebbe avere accesso a questi messaggi che si è scambiata con il CEO di Pfizer. Ecco, sono stati autorizzati dei vaccini che di fatto erano sperimentali e le cavie è stata la popolazione. Stessa cosa sarà con questi vaccini autoreplicanti. E per quanto riguarda l'OMS, e noi siamo ovviamente per seguire un po' quello che ha fatto Trump, l'amministrazione Trump, cioè di uscire immediatamente da quell'organizzazione piena di conflitti di interesse, per me criminale, che è l'OMS. L'Italia di fatto si è astenuta, ma astenendosi legittima il trattato pandemico, e se uno va a leggere il trattato pandemico, quello che è successo durante il periodo Covid sarà forse anche peggio, perché è previsto tutto il discorso della contingenza con mascherine, il discorso del limitare ovviamente gli spostamenti, quello che abbiamo già visto. Quindi il governo di fatto dimostra di essere allineato con quello che è stato il passato. Anche questa commissione parlamentare Covid, che è una commissione veramente farlocca, che non sta sollevando nessun tipo di verità e responsabilità. Il punto è questo, che chi come me si è battuto è sotto processo, per esempio insieme ad altri cittadini siamo sotto processo, per esempio per i fatti del porto di Trieste, dove abbiamo proprio avuto la prima udienza dibattimentale la scorsa settimana. Siamo sotto processo, mentre Draghi, Speranza, Conte e tutti i responsabili principali di quello che è successo, magicamente viene tutto archiviato. Tutte le denunce che sono state partite contro di loro da parte dei cittadini, associazioni eccetera, comitati, sono tutte state archiviate. Così un attimo, devo far sentire un'ultima telefonata prima di continuare. Pronto? Sì, buongiorno Salvini, a lei e anche l'ospite. Ma io volevo richiamare una cosa. Inutile che ci incavoliamo con l'Unione Europea. Allora, noi avevamo le elezioni europee poco tempo fa, no? Quanta gente è andata a votare? È andata a votare meno di quelli che sono andati domenica, si può dire, no? Perciò siamo noi cittadini che sbagliamo. I nostri rappresentanti che mandiamo là che ha vinto i Fratelli d'Italia e compagnia bella e Forza Italia e la Lega e tutta la baraonda del PD, di tutti i partiti italiani rappresentanti in Europa, vuol dire che loro una parte accettano quello che viene proposto e una parte non accettano. Però alla fine vince una maggioranza. Noi non andiamo a votare e abbiamo questa maggioranza qua. Per esempio la Meloni governa con il 12% degli italiani che sono andati a votare, perché sono andati al 47% le ultime politiche e lei ha preso quel 12% che come partito ha preso il 30%, però in proporzione con la coalizione era il 12%. Perciò io dico, se gli italiani non si svegliano e tu non puoi andare e non hai il tuo rappresentante, succede queste cose. Anche la signora che ha chiamato prima, l'Europa non c'entra niente, l'Europa è rappresentata dall'Italia. Sì, i cittadini italiani hanno detto che vogliono l'Europa per il referendum dell'84, sì, l'80% hanno detto. E allora perché non ci lamentiamo su queste cose? Prima di parlare... Grazie, buongiorno. Purtroppo fra 1 minuto e mezzo dobbiamo chiudere, quindi... Se mi riesce a rispondere in maniera sintetica. No, sì, sicuramente il tema dell'astensionismo è un problema, giustamente come faccia notare il signore, ormai si governano con di fatto una minoranza relativa al governo delle città, delle regioni, del Parlamento, del governo, perché sì, i numeri sono chiari, anche a Trieste la maggioranza attuale governa con di fatto il 50%, ma del 40%
che è andato a votare per dire al ballottaggio, addirittura al ballottaggio per Trieste il 38%. Quindi sì, i cittadini devono prendersi la loro responsabilità e tornare a partecipare, quindi se no è inutile lamentarsi, perché altrimenti il risultato è che queste clientele, ecco, questo sistema clientelare e anche peggio a livello politico è sempre più forte, cioè ci sono comunque dei gruppi che appoggiano i partiti di sistema a tutti i livelli, fino ad arrivare ovviamente ai livelli più alti. Il problema invece dell'Unione Europea non sono d'accordo, perché è un problema e fino a quando, anche se noi dovessimo vincere e partecipare alle elezioni con l'80% di affluenza alle urne, comunque rimanendo dentro la gabbia dell'Unione Europea, di fatto qualsiasi tipo di maggioranza politica avrebbe dei limiti. Ad esempio sul discorso dell'euro non c'è stato un referendum, il governo Prodi all'epoca nel 98 ci fece entrare dell'ok per entrare nell'euro, ma non ci fu una consultazione popolare, però i risultati li abbiamo visti, l'immediato perdita di potere d'acquisto, addirittura Prodi in un'intervista alla 7 nel 2014 ammise che è stato svalutato, la lira è stata svalutata rispetto al marco tedesco del 600%, dove il marco è stato cambiato 1-1 e noi avevamo il cambio 1-2000, quindi diciamo la truffa economica è stata proprio lì. Fino a quando l'Italia non riscatterà la propria sovranità monetaria nazionale, il problema non si risolverà a livello sistemico in qualsiasi tipo di ambito geopolitico, economico, eccetera. Dobbiamo chiudere, ma grazie Ugo Rossi per essere stato con noi, grazie al consigliere comunale, grazie a voi per averci seguito, ma continuate a farlo perché fra poco, dopo la pubblicità, torniamo di nuovo, restate con noi. E ora Piazzolla al giorno. Ben ritrovati di nuovo a Sveglia a Trieste, ci ha raggiunto il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, ben trovato. Buongiorno a tutti, dobar dan vsem. Allora, abbiamo occasione di parlare di tante cose, visto che insomma abbiamo qui il sindaco di Duino Aurisina, adesso io e lui stavamo chiacchierando sugli eventi estivi, ci arriviamo fra un attimo, poi invito le persone a chiamare e a scrivere anche, ma Castelreggio? Sì, Castelreggio, come ti dicevo già prima, è il primo grande incaglio dei miei primi 3 anni di amministrazione. Infatti il 12 giugno, domani, saranno 3 anni esatti da quando c'erano le elezioni nel 2022. Abbiamo superato tanti problemi, Castelreggio si è arenato per una serie di motivi, è cambiata la normativa, hanno difficoltà un po' ovunque, leggevo difficoltà nell'individuare il concessionario in uno stabilimento a Muggia, a Lignano, che è una grandissima realtà, diciamo la realtà principe forse negli stabilimenti balneari di questa regione, hanno prorogato addirittura i tempi per presentare le offerte ai concessionari privati fino al 20 giugno e parliamo già di estate inoltrata. Come amministrazione comunale ci siamo mossi per tempo, già a marzo abbiamo lavorato sui bandi, è successo che 2 bandi presentati ai sensi del codice della navigazione, delle norme sempre più restrittive in fatto di appalti pubblici e concessioni demaniali, soprattutto marittime, sono stati 2 bandi deserti. Il prezzo che era stato individuato dagli uffici in base ai criteri dettati poi anche dai regolamenti, dalla legge, era effettivamente giudicato dal mercato troppo alto per una situazione che è comunque limitata. Castelreggio non è uno stabilimento enorme, è una spiaggetta, si era portata a grado Lignano. Secondo bando con un prezzo a ribasso, andato deserto anche quello, poi un avviso di trattativa diretta, si è presentato un soggetto che ha rilanciato, un soggetto della campagna, un soggetto nuovo che non conosciamo, ovvero che si è presentato soltanto pochi giorni fa fisicamente sul territorio a predisporre la spiaggia, ha rilanciato con un'offerta che era giudicata da altri fuori mercato, 160.000 euro più IVA, che era superiore alla base d'asta seconda ribassata, andata allora una decina di giorni prima deserta. Quindi situazioni che sono poco comprensibili all'esterno, ecco, la gente vede i servizi che non ci sono. D'altro lato, io dico sempre, cerchiamo di vedere il lato positivo, se avessimo saputo e previsto questa situazione, il Comune, ancora prima di individuare il concessionario, avrebbe messo a proprie spese, se fosse necessario,
servizi igienici e attivate le docce, però in attesa di un concessionario non potevamo intervenire su un'area che era ancora soggetta a gara pubblica. Oggi l'area è pulita, l'abbiamo almeno ripulita del verde, ripulita la spiaggia, quindi si presenta come una bella distesa libera. In tanti cittadini negli anni passati mi chiedevano: rendete Castereggio completamente pubblico, non solo piazzole a pagamento. Era il 50% libero, pubblico, ma c'erano proteste in questo senso. Quelli che protestavano negli anni scorsi dovrebbero essere felici, anche perché poi guardando a destra, a sinistra, sia al Puro Beach, quindi a Porto Piccolo, che al Coiba ci sono già piazzole, spiaggia attrezzata, c'è lo bellissimo stabilimento in Baia di Sistiana di Caravella, con tantissimi servizi di ogni tipo, quindi se uno vuole pagare il servizio, avere il servizio di un certo tipo, lo trova in Baia di Sistiana già da diverse settimane. Castereggio, io conto, la ditta si è insediata qualche giorno fa, è venuta questa settimana. Stanno predisponendo i collegamenti e gli allacciamenti ex novo, perché va fatto tutto ex novo, i nostri uffici li stanno sostenendo, anche il gestore dell'anno scorso uscente, che adesso gestisce il Coiba, si è dimostrato anche collaborativo e mi fa piacere, perché da condomini in una realtà come la Baia di Sistiana tutti devono lavorare e tutti devono collaborare. I chioschi sono attivi già da Pasqua, i chioschi bar, quindi passando ieri sera vedevo una bella situazione, ecco, non troppo caos, abbastanza ordine. Poi abbiamo intensificato anche il servizio raccolta rifiuti, che anche lì nel passaggio da maggio a giugno ha presentato qualche lacuna. L'abbiamo innalzato un po' le giornate di svuotamento rifiuti. La Baia di Sistiana è un posto relativamente morto d'inverno, ma poi che esplode l'estate, un po' per la pressione sulle spiagge, un po' per i tanti ormeggi. Ecco, chiunque parte e rientra con la barca, poi a partire dai rifiuti li lascia nei cassonetti. Per questo c'è poca differenziazione, ma qui dovrei fare appello, e mi dispiace, alla coscienza dei nostri concittadini. Far perdere qualche minuto in più a differenziare l'immondizia tra barattoli, vetro, carta e compostabile, e plastica, farebbe un grande favore non soltanto alle casse dei comunali e quindi alle tasche dei concittadini, ma soprattutto all'ambiente e all'immaginare un mondo migliore. Sì, beh, le buone pratiche, i buoni comportamenti, no, da mantenere Sì. in qualsiasi contesto. Ma qui è educazione. Certo, educazione, a maggior ragione quando si parla di ambiente, ecologia. Allora, dicevamo che sarà un'estate ricca, no? A Duino Urisina, tra tanti eventi, promozione anche del territorio, c'è veramente tanta carne al fuoco sul Carso, eccetera. Devo dire che poi il Carso sta beneficiando anche di molto turismo, immagino, perché ci sono tanti da fuori che vengono a vedere le bellezze naturali, così, giusto? Sì, certo, per quel che riguarda il turismo abbiamo 120.000 e oltre pernottamenti a stagione estiva, quindi e che incrementano continuamente, di anno in anno ci sono nuovi, anche qualche nuovo albergo in crescita, ma tanti nuovi bed and breakfast, appartamenti destinati a case vacanza, turismo, quindi una forte pressione, in parte cittadini, turisti italiani, molti dall'estero, molti austriaci da sempre che hanno apprezzato la Baia di Sistiana, la costa di Duino Urisina, Austria, molti da quello che era l'Est Europa di un tempo, quindi anche della Repubblica Ceca. I nuovi voli Ryanair aiutano molto perché favoriscono gli arrivi a basso costo e poi la gente si sparpaglia un po' sul territorio. Siamo comune gemellato con la città di Kolín, vicino a Praga, e anche questo gemellaggio lo stiamo sfruttando per intensificare i collegamenti e le collaborazioni anche per favorire il turismo. Poi c'è sicuramente un turismo che viene emanato, un po' l'emanazione dell'attrattività di Trieste, della nostra regione. Trieste sta esplodendo negli ultimi anni, con pro e contro, ecco, e il lato negativo lo vediamo anche noi, i nostri concittadini ci dicono se vabbè, con tanti turisti, con tanta pressione anche da fuori, non c'è più spazio per noi, a partire dalle spiagge. Da qui poi la nostra scelta da qualche anno di prevedere forti agevolazioni anche tariffarie per i cittadini di Duino Urisina. Un cittadino di Duino Urisina, il parcheggio
giornaliero lo paga più o meno la metà di quello che lo paga un cittadino non cittadino di Duino Urisina. Stessa cosa poi le tariffe delle piazzole. Cioè così è adesso, giusto? Adesso sì, 12 euro è la tariffa giornaliera per parcheggiare in Baia di Sistiana, nel parcheggio del piazzale, 5,50 euro per un cittadino di Duino Urisina. I cittadini di Duino Urisina dopo le 17:30, ai sensi del regolamento che è un po' adesso contestato dal gestore, ma lo risolveremo proprio in questi giorni, non pagano più. Quindi anche a favorire un cittadino, torna nel tardo pomeriggio, la sera dal lavoro, vuole andare a fare il touch famoso in Baia di Sistiana, deve trovare uno spazio. Siamo accoglienti, il turismo è una forte risorsa economica, però non deve incidere poi sulla qualità della vita, ma lo vedono i cittadini di ogni città bella e attrattiva, a partire da Trieste non si trova più un parcheggio, se ci sono le navi bianche, chiuse le rive, il Park San Giusto satura in poche ore, perso il parcheggio del Molo Quarto è davvero un'impresa parcheggiare, lo vedo da uno che viene da qualche chilometro fuori da Trieste. Così anche a Duino Urisina in termini molto minori, però si sente che la pressione dei turisti poi va a far alzare i prezzi da un lato anche dei locali pubblici, però poi diventa complicato trovare un tavolo in pizzeria o in ristorante in certi casi, in certi weekend d'estate. Quindi i pro e i contro che vanno gestiti per essere accoglienti e interessanti e quindi produttivi dal punto di vista economico e turistico, ma non incidere, non ledere quello che è il diritto dei cittadini ad avere anche una qualità della vita a casa propria. Sarà un'estate piena come eventi? Un'estate piena, abbiamo presentato il calendario come serie d'estate, ecco richiama un po' la famosa canzone degli anni '80, come serie d'estate oltre un centinaio di eventi in tutti i mesi dell'anno, da giugno a settembre, poi noi ci allunghiamo fino alla Barcolana con un nostro stand anche sulla Barcolana e tanti eventi collaterali, ma nei mesi estivi proponiamo di tutto, dal cinema all'aperto, concerti per ogni gusto, dal teatro dialettale poi fino ai concerti all'alba di una certa qualità. Avremo una serie di concerti alle 5:30 del mattino e mi assicurano gli artisti e quelli che li hanno provati che ascoltare un concerto a quell'ora, con quella pace, con quel clima, con la giornata che nasce, è un'esperienza fantastica. Non so se la farò io perché alle 5:30 mi volto dall'altra parte, soprattutto se faccio tardi la sera. E poi ecco, regate quasi ogni settimana, escursioni, visite di cantine. Il principe degli eventi sicuramente il Mare Vitosca, il Castello di Duino, sì. L'ultimo weekend di giugno, quindi prenotazioni già aperte, anche chi ha intenzione di partecipare prenoti in fretta perché abbiamo visto negli ultimi anni va esaurito, il biglietto credo sui 40 euro che non è regalato, e comunque va esaurito perché c'è un forte interesse. La location e la cornice del Castello di Duino è già di per sé un qualcosa di unico, poi poter assaggiare i migliori produttori di Vitosca come vino autoctono del territorio, abbinati ai cibi preparati dai migliori ristoratori e catering del territorio, fai davvero un unicum tra paesaggio, cultura, storia e il buon bere e il buon mangiare. Questa settimana già un assaggio, un primo anticipo di Forza Mare Vitosca a Prepotto, che è la capitale dei grandi vignaioli, pensiamo a Siderich, Kirk, Cante, Beni e Lupinz, stanno tutti lì a Prepotto a guardare il mare con le proprie vigne. Questo weekend ci sarà una 3 giorni di concerti, visite alle cantine, il titolo è Vitosca e Fisarmoniche. Ce l'avevo qua, eccolo qua, così mettiamo anche dal giornale, vediamo. Sì, credo che l'hanno le note presentato. musicali delle Fisarmoniche e i Calici di Vitosca animano Prepotto, eccolo qui, e lo vediamo, l'iniziativa enogastronomica che coinvolge già dal mattino, quindi per tutto il giorno. Tutto il giorno, sì, ci saranno escursioni, ci saranno degustazioni, visite alle cantine, concerti, il borgo la frazione di Prepotto alla fine chiusa per pochi giorni al traffico, diventa vivace e attrattiva e si presenta nella sua complessità, è interessante per tutto quello che rappresenta. Quindi è un bel esperimento che vogliamo riprodurre, l'avevo inserito anche tra l'altro nel programma elettorale qualche anno fa, di creare degli eventi frazione per frazione che vadano a valorizzare tutto quello che quelle singole frazioni, ciascuna unica a modo suo, sanno proporre, quindi artigiani, produttori locali, Osmiz, ristoranti, eventi culturali,
attrattività archeologiche, tutto quello che ogni frazione ha. Abbiamo 18 frazioni, quindi ce ne sarebbe per tutto l'anno volendo. È un bel comune che ha tanto da proporre, lo dico sempre, per tutti i gusti, perché quando hai centinaia di eventi che non potremo mai organizzare da soli, ecco, questo è anche un fattore importantissimo. Il comune sostiene con i contributi, agevola dal punto di vista logistico e burocratico, dà il patrocinio. Sono pochi eventi, una quindicina forse, che vengono organizzati direttamente dall'amministrazione, ma la stragrande maggioranza degli eventi è il frutto della collaborazione in rete di tante realtà associative. A Duino Auresina ne abbiamo una 60 più o meno registrate, che fanno squadra, fanno rete, e assieme al comune, al sostegno poi dei bandi regionali e nazionali, fanno una proposta che rivitalizza chi vive ed è attrattiva per chi viene a trovarci, per chi è nostro ospite. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ma torniamo fra poco, state con noi. A Sveglia Trieste abbiamo parlato finora col sindaco Igor Gabrovec, sindaco di Duino Auresina, che insomma, oltre a spiegarci la situazione di Castelregio, c'è anche, spiegando anche come a livello burocratico gli iter siano molto complicati, quindi poi dicevamo la gente sa, o meglio vede quello che non c'è o quello che c'è e si fa le proprie idee. Poi bisogna conoscere il sistema per capire effettivamente come davvero ci si muove tra appalti, bandi, eccetera. Il turismo, ne stavamo e poi abbiamo parlato ovviamente degli eventi estivi che sono in essere proprio a Duino Auresina. Il turismo, no? Ok, va bene Trieste che sta giustamente esplodendo e bisogna gestire questo fenomeno, però comunque poi ne beneficia tutta la costa, da Duino Auresina, dicevamo, Muggia dall'altra parte. È un turismo che è anche cambiato ultimamente, sia come tipologie di turisti che vengono qui, tanti dall'Inghilterra, dall'America, e non sempre più austriaci e tedeschi e basta, e che però va gestito in qualche modo. Si rischia di perdere la mano? Allora, diciamo così, è un turismo di qualità e consapevole, nel bene e nel male. Nel bene perché non abbiamo l'orda di cavallette che vengono, consumano, distruggono e passano oltre. Chi viene da noi viene per fermarsi, spesso ci torna. A piacere, chi viene da voi sa già cosa sta andando a incontrare? Sì, di solito sì. C'è qualcuno che si ferma di passaggio per andare, che ne so, avanti in Croazia o arrivare fino in Grecia. Altri perché vanno in città e poi vedono Duino Auresina, ma chi lo assaggia poi ha la voglia e l'ambizione di tornare. Noi creiamo dei pacchetti anche informativi che cercano di riassumere un po' tutte le cose che si possono vedere e conoscere a Duino Auresina, e ce n'è per tutti i gusti, dai resti della Prima Guerra Mondiale, le trincee del Monte Ermada, fino al sito del dinosauro, tra l'altro, che si sta piano ma muovendo. Abbiamo aspettato lì 70 milioni di anni, può aspettare anche qualche mese. Poi il turismo enogastronomico, anche lì è un approccio slow, non vai più in Smith a bere vino pessimo per ubriacarti a basso prezzo, a mangiare pancetta arancida, ma ormai anche le Smith, anche quelle entry level, quelle più semplici, magari meno elaborate, quelle che sono davvero delle attività part-time ancora, il cortile di casa che apre per pochi giorni al pubblico, sono tutte di qualità. Un vino imbevibile, a differenza di qualche decennio fa, non si trova più. Sì, e quindi, infatti sono anche aumentati i prezzi. E sono aumentati i prezzi, ma è collegato, a parte che è aumentato tutto, quindi aumentando tutto, dal diesel ai costi energetici, le tasse, le materie prime, deve per forza di cose aumentare anche l'offerta. Ma considerato che non siamo più assetati né affamati, quindi si esce non perché sia una fame matta e bisogna mangiare a basso prezzo, ma chi esce oggi, che sia turista o ma che sia anche uno locale, vuole un qualcosa di buono, mangi un po' di meno ma di qualità, prodotti locali, prodotti sani, biologici, sai dell'agricoltore che vedi lì e che ti racconta come l'ha prodotto, vedi l'orto, vedi la vigna, vedi il campo di patate. Quindi un qualcosa che si trasmette, e mi fa piacere, perché questo tipo di turista è un turista che
e ne esce arricchito quando torna a casa e parla bene del territorio che ha visitato, soprattutto ci torna volentieri. Abbiamo tantissime attività, sia alberghi che agriturismi, bed and breakfast, che davvero ripropongono, ovvero riattraggono ogni anno le stesse famiglie da anni e da decenni, anche di generazione in generazione. I tedeschi e gli austriaci sono molto famosi per questo, per innamorarsi di un luogo e tornarci per tutta la vita sempre lì. È quasi guai a cambiare in qualche caso, però lo Smith Experience, il turista che viene ormai sul Carso di Nuovesina sa già che ci sono le Smith, che è una cosa fantastica da provare, poi devi indirizzarlo a che Smith in quel momento è aperta e fa al caso suo. Ero andato alla Baia di Sistiana all'epoca, all'ultima barcolana, per intervistare un po' di gente, che noi eravamo in diretta con l'altra barcolana, e a Sistiana trovai proprio dei turisti tedeschi, mi dissero no, noi da quando abbiamo scoperto questi posti veniamo qua ogni volta che possiamo. Ma infatti, ecco, poi quindi dobbiamo lavorare anche sui sentieri, si muovono molto in bici, ecco, grazie alle bici elettriche oggi non serve essere grossi atleti per arrivare in cima al Monte Armada e scavalcarlo, andare in Baia di Sistiana e tornare su. Un tempo, ecco, ci pensavi 2 volte, sì. Ci lasciavi i polmoni e il cuore, forse anche strada facendo. Oggi si è avvicinato anche questo tipo di turismo silenzioso, un turismo poi legato alle attività del mare, sono in tantissimi, ne ho incontrati alcuni proprio ieri a Villaggio del Pescatore, stranieri che comprano o affittano una casa, un appartamento, un qualcosa in zona Duino Aurisina, Sistiana, Duino, molto, molto ricercati, per poi prendersi un posto barca, un ormeggio, e vengono qui anche. Poi sono poche ore di viaggio dall'Austria, con i voli a basso costo, si arriva anche con prezzi relativamente bassi, vengono qui, fanno il giro in bici elettrica, raggiungono la barca, fanno un'uscita di un pomeriggio, di una mattinata, di un giorno in golfo, senza grosse pretese, ma cercano davvero di vivere il territorio in tutto e per tutto. E dicevo, arricchisce loro, arricchisce i nostri ospiti, ma arricchisce anche il gestore, che non è un fornitore di panini di un fast food, quindi numeri a basso prezzo, ma racconta la storia di ogni calice, di ogni fetta di prosciutto, e ti fermi anche poi a chiacchierare, a conversare con le persone. È un arricchimento reciproco, e io credo che questo sia poi quello che fa respirare, pulsare e rendere unico un territorio. Ecco, per fortuna le nostre spiagge non sono la spiaggia di Lignano, di Grado, dove ci sono centinaia, migliaia di piazzole. Anche lì i vicini di piazzola si conoscono, e poi stando un paio di giorni, che puoi andare anche a Portopiccolo, che è un altro tipo di offerta più esclusiva, più cara dal punto di vista dei prezzi, ma sono stesse le cose che cercano, anche il milionario che ha lo yacht che costa 10 volte casa mia, però alla fine la sera quando esce ha voglia di essere uno qualunque e mangiare un qualcosa di unico, di tipico, e sale e trova poi, oltre allo Smith, io parlo sempre dello Smith e i ristoratori mi criticano per questo, ma trovano grandi ristoranti di pesce e di carne, e anche questo è Duino Aurisina assieme alla cucina di Trieste, questo incrocio, intreccio della cultura, della dieta, dei menù, della cucina italiana, mediterranea, mitteleuropea, balcanica e tutto quello che ci passa. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo chiedere al sindaco, ma avete mai pensato voi sindaci che siete in prossimità dei caselli autostradali, no? Di chiedere allo Stato di fare in modo che tutti abbiano il telepass? Ovvio, il costo del telepass deve dare in carico al gestore, perché il gestore ci guadagnerebbe, perché non eliminerebbe personale lì, il conteggio del denaro e l'assicurazione per portare via il denaro, una cosa del genere, ma almeno l'ambiente dovrebbe insistere anche i verdi, no? Perché quando abbiamo i periodi, non so, sabato, domenica, ponti, una cosa e l'altra, si formano queste file che sia in estate che sia in inverno i motori sono accesi, e penso che vanno tutto verso il paese. Cioè, non avete mai pensato a una cosa del genere, dico?
Anche io, per esempio, io so il Telepass, no? Alla fine, quando ci sono certi periodi, ho il Telepass e quello che non c'è il Telepass siamo la stessa cosa, perché quando arrivo, non so, poco dopo Monfalcone, quando ci sono le file, mi tocca restare in fila, non è che c'è una corsia preferenziale. Almeno dico, cavolo, facciamola mettere a tutti e eliminiamo. Cioè non mi sembra una cosa così difficile. Cioè, qua in Slovenia hanno fatto, non so, la vignetta, quelle cose lì. Cioè, da noi dobbiamo fare questo, il Telepass. Tra l'altro, per fortuna, almeno i camion, ho visto che anche gli stranieri hanno tutti il Telepass, la maggior parte. Perciò, questo vuol dire che si può dare il Telepass anche a austriaci, compagnia cantante che vengono qui. Ma almeno, il nostro punto, tra l'altro, è una forzatura quando arriviamo di Sistiana, che è una cosa incredibile. E siccome lì parlano, ma non avrà mai ampliato, la terza corsia non arriverà mai, perciò non defluisce, e andiamo avanti così. Voi che siete lì, che penso che vi dà fastidio tutto sto smog che arriva da voi, come mai non insistete su una cosa del genere? Va bene, grazie mille, grazie, buona giornata. Prego. Sì, è una cosa, non è competenza dei sindaci, ma sicuramente possiamo sensibilizzare gli enti che sono poi preposti. Diciamo che i Telepass, come le carte di credito, hanno avuto negli ultimi anni un grosso incremento, anche poi non c'è solo il Telepass, ci sono anche aggeggi, quindi società alternative concorrenziali che propongono altri prodotti, ma il senso è quello, ecco, non fermarsi, non rallentare, non incolonnarsi al casello, cercare i contanti, aspettare, suonare, non funziona, ma passare dritti. Ecco, io ce l'ho da una vita ed è una cosa buona. Sul traffico, alla terza corsia da noi non ci sarà mai, perché allargando l'autostrada ormai arriviamo alle case, quindi è un tratto di autostrada che rimarrà per forza di cose libero e non si allargherà. Dobbiamo rendere più scorrevole quello che è l'imbuto dell'ISERT. In questi mesi purtroppo, a causa dei lavori di riqualificazione, di allargamento anche del tratto autostradale nella Valle del Vipacco verso Nova Gorizia, la parte slovena, abbiamo un incremento di traffico sul nostro tratto da Fernetti all'ISERT. E si parla nella settimana, a parte il weekend, l'escluso weekend, ma in settimana circa più 4.000 camion, mezzi pesanti sull'autostrada, che è una cosa temporanea, finirà diciamo con la fine dei lavori in Slovenia, però è un impatto aggiuntivo e che ci preoccupa soprattutto in quelli che sono i weekend caldi dei mesi estivi, quindi di luglio e agosto, le partenze, i rientri. Lì già normalmente si creavano code. Chi ha la mia età, almeno un po' di più, ricorderà però le code che c'erano quando c'era la Jugoslavia, ancora i controlli ai confini con la Jugoslavia in Slovenia, al confine di Fernetti, che erano controlli seri. Io ricordo la colonna di automobili nei weekend di uscita e rientro che arrivavano da Sistiana fino al confine con la Slovenia, quindi decine di chilometri di code, con gente che si ingegnava anche a entrare in autostrada e vendere bibite ai sfortunati incolonnati, oppure aiutandoli a uscire e poi guidandoli attraverso vie d'uscita del paese alternative, diciamo così. Quindi aveva sfruttato anche l'ingegno, però il traffico è un problema che va gestito assieme agli altri enti. Secondo me strategicamente e progettualmente è stato sbagliato immaginare il casello a Palmanova, quindi come si chiama quello, il Vilesse, il valico di Vilesse, girato verso Gorizia. Lì poteva essere l'ingresso principale, quindi bello grande con una decina di uscite e entrate, e saltare, quindi eliminare il casello dell'ISERT, perché per forza di cose, così come è fatto, ristretto, sarà sempre un imbuto. Potevamo rendere gratis ancora quel tratto, pochi chilometri di strada fino a Vilesse, e poi da lì in poi una bella entrata stile Venezia. Un messaggio, anzi due. Buongiorno, passando per il paese di Aurisino ho notato una perfetta asfaltatura della strada con il livellamento dei tombini esistenti. È possibile suggerire al Comune di Trieste come sistemano le strade da Aurisina? No, purtroppo è un caso ancora isolato. Diciamo che abbiamo un piano asfaltatura Duino Aurisina che è finita adesso l'estate.
andremo a asfaltare tutta una serie di frazioni. È il primo piano, primo dei tre lotti, questo credo che valga sui 700.000 euro, però asfalteremo strade che non sono state asfaltate in qualche caso da diversi decenni, qualcuno mi dice in certi passaggi anche 50 anni, quindi sulla strada Santa Croce Auresina c'è stata un'asfaltatura recente con dei problemi proprio sui tombini, perché hanno asfaltato poi... Però il telespettatore dice complimenti per il lavoro fatto. Sì, però non basta mai, io sono felice quando me lo dicono, anche la Pulizia del Verde, abbiamo 120 km di strade più o meno a Duino Auresina, sono tantissime, come far Trieste, Ljubljana e oltre. Quindi tanto verde da sfalciare, soprattutto nei mesi primaverili, il tempo che hai finito l'ultima frazione, la prima ha già l'erba di 1,5 metri. Le risorse non sono infinite, le ditte più o meno convenzionate sono quelle, quindi anche lì ci servirebbe un po' di pazienza, dico anche ai cittadini. C'era un'ordinanza della mia predecessora, la sindaca Pallotta, che imponeva ai privati di pulire anche l'area pubblica adiacente a casa propria. Io credo ci sia qualche dubbio interpretativo almeno sulla legalità, diciamo, di un tale obbligo, di un tale appello, però senza che ce ne sia l'obbligo, se ciascuno pulisce i propri arbusti e un po' il tratto di casa, il tratto di strada davanti a casa propria, iniziamo già a avere un qualcosa di meglio. Mettere una fioriera e non aspettare che il comune faccia qualcosa, no? Sì, ognuno comunque curi il proprio angolo, diciamo. Sì. Ecco. È la logica degli eventi estivi in collaborazione con le associazioni. Senza la collaborazione di tanti volontari, tante associazioni, nulla sarebbe possibile. Dovremmo pagare, strapagare ogni evento, prendere delle agenzie che fanno qualcosa catapultata, paracadutata sul territorio e lì finirebbe. Invece creando un sistema poi ciascuno ha il piacere di partecipare, di contribuire. E quando si contribuisce ad abbellire il luogo, la frazione, il paese dove si vive, qui stiamo lavorando, non basta mai, ma potremmo pensare anche a dei concorsi, ecco, che replicando scelte fatte altrove, per il balcone fiorito più bello, per il giardino più innovativo e cose simili. È un bel posto da vivere se ci impegniamo tutti. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi le leggo, Sindaco, un'altra mail che è arrivata, quindi a fra poco. Ben ritrovati nuovamente in diretta con Igor Gabrovec, sindaco di Duino Auresina. Allora, parlavamo prima che arrivavano mail e tra le mail arriva anche un ringraziamento al sindaco per aver recepito anche dei suggerimenti, insomma delle segnalazioni per l'installazione del C-Track. Speriamo bene con il nuovo gestore, conclude la mail. Mi aiuti a spiegare il significato? Sì, allora il C-Track ne hanno parlato anche i giornali, non abbiamo pensato solo noi, lo stanno valutando sia a Muggia che a Trieste. È sostanzialmente una rotaia che aiuta, automatizzata, che aiuta a scendere un disabile seduto fino al mare. Quindi dalla carrozzina passi a una sedia agganciata alla rotaia, scende fino in acqua automatizzato con un telecomando gestito dalla persona, dal cittadino. Una volta in acqua è libero, anche un disabile che non ha l'utilizzo degli arti inferiori, delle gambe, che non può camminare, è libero di nuotare e poi ritornare autonomamente su questa sedia e con il telecomando farsi riportare alla postazione iniziale e passare su quella che era la carrozzina sua, con la possibilità, ecco, di entrare in una doccia dedicata, anche poi sciacquare tutto. È una cosa, abbiamo contattato, abbiamo fatto un sopralluogo con la ditta, purtroppo, ecco, quindi il ringraziamento è forse quantomeno affrettato. Purtroppo a causa dei ritardi nell'individuazione del concessionario, della partenza di tutto, non so come saremo quest'estate. Quel che è chiaro è che lo acquistiamo. Io ho già dato a disposizione agli uffici di destinare i fondi necessari all'acquisto, sono circa 60.000 euro per un full optional, che è un investimento alla fine, perché è una cosa che poi va rimessa al riparo in magazzino è rimessa l'estate dopo. Quindi in un modo o nell'altro quest'estate noi lo acquistiamo perché è già deciso. Non so quanto riusciremo, in quale parte d'estate si riuscirà ad utilizzarlo, però appena è insediato, adesso è abilitato a lavorare, quindi nel nuovo stabilimento, il nuovo gestore,
ripartiamo con quello che era l'assistenza anche ai disabili dell'anno scorso, attraverso una convenzione con un'associazione che si occupa di questo settore, con dei assistenti ai bagnanti dedicati, quindi in un modo o nell'altro, in determinate ore, determinati giorni, che andremo a definire anche assieme agli utenti interessati, cercheremo di riproporre quantomeno il servizio dell'anno scorso, cercando di potenziarlo anche nelle giornate e nei mesi. Il C-Track lo acquistiamo però un po' per i ritardi nostri, un po' per le difficoltà di fornitura anche del produttore, che evidentemente ha tante richieste, perché è una bellissima cosa, non so come ce la facciamo. Proprio oggi alle 11 c'è una conferenza stampa dell'associazione Disequality, con la quale lavoriamo molto, che presenteranno Open Bay, un evento, un weekend di eventi in Baia di Sistiana, patrocinati e sostenuti dal Comune, che promuovono proprio il tema dell'inclusività delle persone che hanno difficoltà fisiche o psichiche, nell'accesso non soltanto al mare, alle spiagge, ma anche ai sport nautici, quindi anche barche dedicate, canoe attrezzate e modificate per l'utilizzo anche da chi non ha il pieno utilizzo di tutti gli arti, di tutto il corpo. Assieme a questo lo stanno montando proprio in questi giorni il quarto chiosco bibite gelati, quarto chiosco estivo, che è in convenzione con un'associazione, le Melograne credo si chiami, al femminile, gli stessi che gestiscono l'outstanding a Prosecco, includeranno nel lavoro persone autistiche. Quindi ci sarà un bar, un'attività, venderanno bibite, gelati, panini, ma ci lavoreranno anche persone che vengono inserite nel mondo del lavoro pur avendo delle difficoltà, quindi psichiche, motorie o altre. Credo che sia una scelta che stiamo portando avanti da quando sono stato eletto, rendere un comune davvero alla portata di tutti, attrattivo e gentile e accogliente con ogni tipo di persona. Poi sulla disabilità lo dico sempre, sembra una battuta ma non è così, siamo tutti destinati a diventare disabili, quantomeno tutti quelli che avremo la sfortuna o sfortuna di non morire giovani e sani, quindi invecchiando, e si invecchia sempre di più anche bene, si è costretti a rallentare i ritmi, è più difficile salire su una barca, è più difficile andare in mare attraverso una spiaggia scoscesa e risalire, quindi servono i passamani, serve il servizio igienico dove ti puoi tenere, appoggiare, la doccia stessa cosa. Quindi è un po' uno sguardo anche alla società che deve essere alla portata di tutti, dei bambini piccoli con certi tipi di attenzioni, ma anche ai disabili e a chi poi avanzando nell'età ha bisogno di più sicurezza quando si muove, però non deve rinunciare a vivere. I corsi della università della terza età, anche per tenere vivo il cervello. Quello è importantissimo, per tenersi impegnati, avere sempre un obiettivo, no? E poi ecco, poter vivere, andare a fare una passeggiata, andare al mare, andare sulla barca, anche quando non hai più 20, 30, 50 anni, 60 anni. Senta Sindaco, quali sono i suggerimenti, ma anche le segnalazioni che riceve più spesso, se ne riceve, perché sappiamo che insomma il cittadino spesso dà, come dire, indirizzi alla politica, magari intervenite qua oppure là, eccetera. C'è qualcosa in particolare che tiene banco? Allora, c'è una tendenza, ma credo che sia una tendenza ormai caratteristica di quest'epoca, ciascuno segnala il problema che gli è vicino. Okay. Quindi io potrei riasfaltare tutte le strade, coprire tutte le buche, ma se rimane un qualcosa di screpolato davanti al cancello, all'abitazione di quel singolo cittadino, significa che il comune non ha fatto niente. È un po' così, tante segnalazioni sulle immondizie, produciamo troppe immondizie e siamo poco propensi alla differenziazione, quindi c'è un incremento anche della tassa sui rifiuti, che siano anche poche decine di euro all'anno, alla gente dà fastidio, perché sembra che il comune chiude il bilancio con un avanzo di bilancio che non potrebbe mai e poi mai per legge coprire, che ne so, i costi dei rifiuti, ma il cittadino questo non lo capisce, non lo vuole capire, e vede invece una tassazione aggiuntiva e poi dice magari io differenzio, il mio vicino di casa non butta tutto assieme, però paghiamo la stessa cosa, che è anche vero. Quindi sui rifiuti ci sono state delle forti criticità, e poi abbiamo il turismo dei rifiuti
Da un lato sì, siamo un comune di transito e i comuni vicini, Monfalcone e anche altri, e anche in Slovenia ci sono altre regole di conferimento rifiuti e per tanti è molto comodo passare dalle nostre parti, magari andando a lavorare a Trieste, e sganciare qua e là, soprattutto nelle aree un po' più fuori non in vista. Abbiamo un centro raccolta rifiuti ingombranti che è aperto ogni giorno, da lunedì a sabato compreso, dalle 9 alle 15 del mattino, dove ogni concittadino può portare rifiuti ingombranti, mobili fatti a pezzi, può anche prenotare il ritiro a domicilio, anche delle ramaglie, il verde, ecco, che viene dalla pulizia dei giardini, può essere prenotato il prelievo a domicilio, però cosa succede? In tanti scelgono, complice l'oscurità, la sera, la mattina presto, scaricano il televisore, il piccolo frigo, l'asse da stiro, accanto al cassonetto, la batteria quello davvero dell'auto. lo vedo capitare un po' dappertutto. Sì, ma però io non riesco a capire. E poi ci sono le ditte magari che facevano dei lavori, ditte edili che fanno dei lavori in nero, anche piccole manutenzioni, che poi il cartongesso non possono conferirlo in centri autorizzati, primo perché dovrebbero pagarli, ma poi forse anche spiegare da dove viene questa cosa, considerato che non sono magari non era un intervento fatturato, quindi temono i controlli incrociati anche della Guardia di Finanza. E cosa fanno? Scaricano, ci ritroviamo il cassonetto pieno di cartongesso, di scarti di cemento, di piastrelle. Sono cose che criminali da un lato, stiamo anche sanzionando perché abbiamo intrapreso con controlli da parte della polizia locale in Borghese e abbiamo beccato tantissimi furbetti. Il passaggio successivo sarà delle fototrappole, delle aree a campione, quelle magari più interessate da questo tipo di fenomeno, che però non risolveremo se non cambia la mentalità della gente, perché io posso mettere le telecamere un po' ovunque, ma non ovunque, e soprattutto uno che scarica le cose del cassonetto, quando non potrà più farlo, se è un bandito, nella prima stradina di bosco, entra in bosco, 10 minuti, scarica tutto a pochi metri dalla strada in bosco, esce e se ne va. Succede anche questo, e si trovano mucchi di calcinacci, copertoni, pneumatici delle auto, batterie, pezzi di mobilia. Sono cose che una mente sana, un cittadino con senso civico non riesce a concepire, però credetemi succede. E stiamo lavorando su questo. Ecco, questa è una delle rimostranze. E poi il cassonetto nel weekend che si riempie troppo, non è stato vuotato. Poi adesso d'estate diventa anche fastidioso. Diventa fastidioso. L'odore, no? La Baia di Sistiana, ecco, un classico esempio. Abbiamo incrementato, ecco, anche in Baia di Sistiana, poi dico ai gestori dei chioschi in Baia di Sistiana, ma anche a tutti gli altri, se trovi il cassonetto davanti alla porta di casa pieno, quello della plastica, della carta o quello indifferenziato, non si può lasciare, a parte che è sanzionabile, ma non lasciare il mucchio di immondizia, il sacchetto davanti a terra, perché diventa un problema, ma basta fare qualche decina o qualche centinaio di metri in più e si trova, caricando magari roba in auto, e trovi un cassonetto vuoto o semivuoto, perché questo spesso succede. I cestini dell'immondizia in Baia di Sistiana, trovi la giornata dopo il weekend o durante il weekend il cestino straripante con sacchetti scaricati dalle barche, stipati dentro nel cestino o ai margini, quindi scene da Roma e Napoli, che vediamo dai telegiornali, e i cassonetti davvero a vista, proprio a qualche metro di distanza, vuoti o semivuoti. Bastava quella cosa lì, non impegnarsi a schiacciarla dentro nel cestino. Bastava fare qualche metro in più. Il cartone della pizza piegato 4 volte, stipato dentro nel cestino, e avevi il raccoglitore della carta del cartone a vista. Sono cose che non si capiscono, fanno arrabbiare, però se poi per dare risposta e rendere decente il luogo devi intervenire e pagare. Un'altra telefonata, pronto? 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 Sento che c'è qualcuno, ma chiusa la telefonata, va bene. Per quanto riguarda, eccola qua, arriva la mail sui rifiuti, visto che a volte si ritira solo un sacco di secco residuo, non riesco a capire la mail.
Probabilmente, visto che la ISA Ambiente ritira solo un sacco di secco residuo come da proprio regolamento, ecco, le persone dei comuni limitrofi non sono dell'idea di tenere gli eventuali sacchi rimanenti fino alla settimana dopo, eppure si paga la tassa per tutte le immondizie fatte. Grazie a chi ha mandato la mail. No, questo è quello che dicevo prima, ci sono comuni che hanno una raccolta anche porta a porta, quindi la società, anche Isontina Ambiente, che è la stessa nostra, però con altre regole, che raccoglie in un certo modo, chi non vuol far seguire quegli orari, quei ritmi, semplicemente passa dal comune vicino. Dovremmo avere un sistema unificato. Quindi diventa quel turismo dei rifiuti, che dicevamo prima. Adesso sì che c'è la telefonata. Pronto? 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 Non mettetemi telefonata se però non c'è la telefonata. No, la domanda che volevo fare io prima invece, prima che arrivasse la mail è: ma voi avete evidenza anche del passaggio di migranti dalla rotta balcanica anche per Duino Aurisina, visto che ora con l'estate già un incremento c'è stato, poi in realtà con i controlli straordinari comunque i numeri sono in linea con quelli dell'anno scorso, ma li vedete questi passaggi? No, quasi non li vediamo, tranne in rare occasioni, diciamo così, essendo a 20 km... se ne parla Duino Aurisina? Ma sì, ma non li vediamo perché essendo noi a 20 km abbondanti dal confine, dal primo confine che passano i migranti, se non vengono intercettati a Muggia, a San Dorligo, vengono intercettati a Trieste, se proprio si perdono per strada arrivano a Morupino, forse qualcuno a Sgonico, ma per arrivare a Duino Aurisina deve aver fatto già una ventina di chilometri a piedi ed aver perso ogni transfer abusivo possibile, immaginabile. Quindi da noi abbiamo non è un tema. No, non è un tema, no. Non è un tema. Abbiamo avuto ecco, il tema forse era più la sicurezza, i furti, replichiamo ogni anno il bando per sostenere sistemi di allarme, telecamere. Furti in casa, ma rapine nelle ville anche, in casa, perché so che qualcosa aveva toccato anche Duino Aurisina, soprattutto l'anno scorso. Abbiamo avuto una rapina, non nelle ville, diciamo rapine con ladri beccati in flagrante in casa, non è successo per fortuna, ma hanno rapinato una gioielleria sistiana l'anno scorso. Mi sembra che sono stati anche beccati poi. Ci siamo stati, avevamo fatto un servizio, poi mi pare che a distanza di un anno li hanno anche intercettati. Sì. La gioielleria dietro alla postage di Sistiana. Poi sì, ci sono i furti, ma non un incremento particolare, un incremento nella media di quest'epoca. Quindi bisogna fare attenzione, non lasciare la borsa e il portafogli in bella vista in auto, perché poi vediamo in questi giorni anche il mio collega di San Dorligo, povero. Alexander Coretti, che adesso hanno rilanciato a San Dorligo della Valle altri 2 giorni di sagra per recuperare in qualche modo. Sembra che anche lì i malviventi verranno beccati perché hanno lasciato una serie di tracce, tra cui ovviamente anche la targa dell'auto ripresa dalle telecamere, quindi sembra che si tratti di una famiglia rom di Udine, però quello leggevamo anche stamattina sul quotidiano. Adesso sì che c'è la telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno a lei, buongiorno al sindaco di Duino Aurisina. Volevo solo un'informazione, una richiesta. A chi compete l'asfaltatura del complesso Pineta del Carso? In modo particolare all'inizio, proprio all'ingresso, ci sono 2 posti per invalidi. Uno è in condizioni, a parte che sono segnati in maniera insomma un po' così, uno è in condizioni disastrose, pieno di avvallamenti, l'altro è in discesa e anche quello tutto mezzo rotto. Siccome lì ci va anche gente che deve fare riabilitazione, volevo chiedere solo, io non sono di Duino Aurisina, sono di Trieste, però ho incontrato su per fare degli esami delle persone che venivano da fuori e si sono lamentate di questo disagio. Grazie a lei, mi scusi, buongiorno. Si figuri, grazie, buongiorno. Attualmente non so rispondere. Io ringrazio la cittadina, però la Pineta del Carso è una struttura privata, quindi avranno il loro riferimento. Tutta la struttura e il parcheggio è privato loro. Io passerò l'informazione, immagino che lo sappiano anche, immagino che abbiano in programma anche il rifacimento, però è
è tutta una struttura privata, convenzionata con il pubblico, ma è di proprietà privata. Certo, certo. Quindi vedremo cosa si può fare. Abbiamo ancora 2 minuti di tempo, le chiedo Sindaco, qual è il suo evento preferito di quest'estate? Se ne può scegliere uno, immagino che sia anche difficile forse. Allora, uno sicuramente, io sono innamorato di Mare Vitebsk. Ok. Sto facendo un Ramadan di 3 settimane. Per poi godersi, no, diciamo. A parte gli scherzi, ecco, il buon vino moderato in ogni caso, perché certo. di questi tempi non si scherza, anche da noi ci sono controlli davvero serrati, non solo nei weekend, ma in ogni giorno, e sono volti a promuovere la sicurezza di tutti. Mare Vitebsk sicuramente, e poi il patrono di Duino Urisina, San Rocco, nel weekend di Ferragosto abbiamo 4 giorni di eventi a Urisina che coinvolgono anche di tutta la frazione. La festa di San Rocco, patrono di Urisina, patrono del comune di Duino Urisina, dalle processioni agli eventi musicali, mostre di ogni tipo, degustazioni, sagra, torneo. La bella cosa che abbiamo introdotto da quest'anno è ogni terzo sabato del mese, è la novità per Duino Urisina, il mercatino delle pulci con cose di vecchie case in piazza Urisina. Quindi il prossimo sabato, credo sia 21 giugno, ogni terzo sabato del mese la piazza di Urisina rivive, ristrutturata, rinnovata, riqualificata, rivive in questa festa gioiosa che è il mercatino delle pulci. Bello, perché poi sono quelle cose che, vabbè, a parte che attirano anche gente da fuori di Duino Urisina, magari per visitare, ma poi non solo questo, ma altri eventi, dicevamo prima, un po' per tutti, da giovani, anziani, meno giovani, quindi insomma... E fanno vivere un po' tutti, perché alla fine viene tanta gente che sono i turisti dei mercatini delle pulci, poi chi è turista proprio, anche i locali, vanno a buttare un'occhiata, poi rischi sempre di comprare qualcosa. Io vado lì, davvero devo andare senza portafoglio in tasca, perché sennò porto qualche cianfrusaglia a casa. Però fa vivere, la panetteria vende più dolci, più pane, già che sei lì ti fermi al Despar più sotto, vai in farmacia, prelevi al bancomat, bevi un caffè, un panino, un qualcosa nei bar, nella paninoteca. Quindi c'è una rivitalizzazione in quella mattinata, in quella giornata che si sente, che si vede. Va bene, Sindaco, siamo arrivati alla chiusura, agli sgoccioli. Grazie al Sindaco di Duino Urisina, Igor Gabrovec, per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie per averci seguito in questa puntata di Sveglia Trieste. Prossimo appuntamento con le notizie al telegiornale delle 13:20, naturalmente stasera alle 19:30. Buona giornata.